Text to speech enabled. Flusso online alle domenica 27 aprile 2025, 14 ore 29 minuti e 51 secondi. Now live. Streaming IRL. Radioamatore del Expo fotomercato collegato da Expo IRL. Perché c'è poco spazio. Bueno? Ok, iniziata la live, continuiamo quello che non siamo riusciti a fare ieri. Dunque siamo nel padiglione più esterno, il 9, cioè l'ultimo, e ieri ci siamo fermati al 5, dunque parto dall'ultimo e vado verso il 5. Intanto facciamo quello che abbiamo fatto ieri. Cos'è un ampli questo? È un preampli questo? È un preamplificatore? Ampli. È un amplificatore insomma? Sì, tutti e due. Tutti e due. Quanto costano? Questo è un 2 canali? Due vie? Stereo semplice? Ah, è naturale. Stereo, sì. Sì, sì. È stereo. Questo qui costa 100 euro. E questo che cos'è? Questo è sempre un amplificatore della Tecnic più recente. Questo è anni 70. Oh, guarda che bello, posso filmare un attimo? Qua. Queste sono le High 8. Sì, sono per... Sono quelle della Sony queste.
perché li usavano anche per i dati. Ah sì, sì mi pare Vanno che bene sia per il DAT, che per l'audio, per la audio e registrazione. dati. Infatti è HP qua. Sì, questo è HP. Questi invece sono quelli per i mini registratori. Sì, le segreterie, quelle cose lì. Questo è da pulire. Belli, belli. Grazie. Grey, Pioneer, Peach. Guarda che bello, guarda la doppia cassetta. Akai, questi belli. Questo per fare le videoconferenze. Questo per fare le videoconferenze. Che bella roba. Avrei bisogno anche di una tastiera, ma adesso abbiamo appena cominciato, dunque andremo avanti. Oh, vecchie schede video, che cos'è? Nati, questa deve essere una GP 4x, se non sbaglio, a occhio, PCI Express. AGP 2x, credo. Non so se la GP era arrivata a 6 o 8x, questo forse è un 4x. Questo è il PCI Express. Hard disk, guarda qua, 1 terabyte. Questi sono tutti da 1 tera. 1000 VD Red se non sbaglio, ah no, il VD Red sì è per scritture lunga data, ma mi pare che c'è il VD Purple che è quello per le videosorveglianze. Guarda qua, questi sono Intel, credo, i 5, sì, sono tutti Intel qua. Memoria RAM, una caterva di memoria RAM. MSI, cos'è, una scheda madre questa? Intel Core, il Z97 e il socket 1150 forse. Ciao, scusa, quanto fai questi? Gli hard disk parto dai 15 euro, a parte i 500 giga, 15 euro e il RAID 20. Il RAID 20? Sì. E questi sono gli adattatori per gli hard disk esterni, sì. Sì. Avete anche chiavette UMTS 4G, 5G? Non so se le ha mio padre. Ah, beh, casomai lo ripasso dopo perché ho appena iniziato il giro. Ok, grazie. Guarda qua, telecomandi. Questo che cos'è? Box esterno dual disc, RAID function, c'è un piccolo NASCOM. Batterie per portatili, alimentatori, altre batterie, cavi. Cioè, qualsiasi cosa che io vedo ne ho bisogno qua. È pieno di roba di cui io necessito. È tutta roba che io avrei bisogno. È pieno. Ah, manopoline, no, facciamo un giro della. Questi sembrano alimentatori. No, non sono alimentatori, sono dei box. Probabilmente per metterci qualche mini PC. Questi sono box per mini PC, questi. Fa qualsiasi roba da mettere dentro. Tutto alluminio. Grazie. Questo è multiband antenna FD4. Questa è un'antenna
per che tipologia di trasmissioni? English. For use this antenna, Wi-Fi, AF, AM, radio. Amateur, radio amateur. Radio amateur. Thanks. Ci sono parecchi stranieri. Questi sì, station, meteo station, orologi, termometri, eccetera. Dovevo vedere anche delle batterie, per degli orologi poi qua. Chi vuole un orologio? Credo che siano usati. Grazie Kind del Tem. Kindhelm. Thanks. Thanks for follow. Ok. Gesù, che cos'è questo? Non ho mai visto una roba simile. Veda che... Ok, proviamo così. Oh. Condensatori, capacitor. La roba. E quasi in gran parte è usata. Ecco, se devo sistemare qualcosa la prossima volta so dove venire a trovare i pezzi di ricambio. Aveva detto chi è che è venuto Lentole. una radio quando una onda senza. No, quello c'aveva proprio la radio e da morte. Questi sono, cosa sono? Fusibili. No, vedete, si vedeva arrivare e io valvole. Guardate, avevo la cazzo l'orizzonte perché l'ho visto che non Oh. ho visto guardavo, si vede che ha perso. Quindi rimane qualcosa. Quella era anche Altre valvole. Ho preso là. Adesso andiamo di qua. Dove ci sono vecchie radio, qua non avevo visto, per valvole anche per vecchie radio, per esempio, tipo queste. CB Matchbox, SFWare Power Meter, questo è un microfono, wow, ha bisogno del suo ricevitore, questo ho paura di sì. Ma questo è fisso. Dissipatori, poi una quantità enorme di roba. Anche là, guarda, vecchie
Questo, ho un Yamaha anch'io, forse un po' più recente di questo. Ho l'RX 1000. Ah, questo è l'RX V393 RDS. Io ho l'RX 1000 RDS. Massa roba, videoregistratori, lettori DVD, videoregistratori DVD, nessun segnale. Guarda questo, che bestia, un Saba, che bello che è questo, che meraviglia. La Luxman Ampli, un altro Ampli 5.1, credo sia un Dolby Digital. Audio video multi-channel, sì, gli impianti 5.1 VSX 418 della Pioneer. Questi invece sono le vecchie radiolone a valvoloni, poi due monopolini lì. Ne avevamo qualcosa di simile a caso. Ho anche dei parenti che ne hanno una pre-seconda guerra mondiale, che funziona benissimo, mono, ha un audio stupendo col suo bel cono altoparlante, col cono in cartone, capito? Mi piace il mio bel faccione. Dovete farvelo piacere. Questo davanti rimane aperto? Perché se mi rimane aperto io sono... Guarda qua, un altro CD. Guarda che meraviglia. Questo è un altro Matchbox preamplificatore Rode Schwarz, stabilizzatore di potenza, radio, cuffie, ok. Ok, cosa facciamo? Facciamo la riga a lato? Sì, facciamo la riga a lato. Fa altri cavi. C'è già gente che mette via, ormai è l'ultimo giorno e ormai tanti mettono via. Guarda che bello anche questo. Un Denon, wow, un Denon, cazzo, un Denon, costavano fortio. Denon e Onkyo erano i più ambiti come amplificatori, Sinto Ampli, Dolby Digital. Sì, non solo nel campo Dolby Digital. Emerson, Akai, Sony, questa. Un rack con l'hard disk. Sembra una... sì, è un rack per hard disk 3 pollici e 5, 3 pollici e 2. Adesso non mi ricordo quanti pollici. A 15 euro un terabyte. Dopo vado là e mi prendo almeno un terabyte per mettere. Ora qua memory,
V15, no, non sono V30 queste. Io cerco le V30. Le tastiere per mini tastiere, wifi, bluetooth. Una cassa, ecco, una cassa bluetooth dovevo trovare anche. Vediamo qua cosa c'è. Qua ci sono, che roba è? Valvole, videocassette, Mission Impossible, Konami, Passport. Questo che è? Pac-Man, videogiochi. E anche questi. Game Boy. Giochi Game Boy. Nintendo New International Track and Field, Bratz, Final Fantasy, Dragon Ball Z, Supersonic Warriors 2, Asterix, Fashion, Zumba, Medieval Games, Sonic, era qua cartucce, slot di espansione, Formula Cards, The Sims 2 Pets, Dark Souls 2, Everybody Tennis, Evolution, Metro, Far Cry, Mortal Kombat X, Earth, Balance, Metal Honor, vecchie console, vecchie. Questo è un fax, Commodore MPS 802, questo è un, sembrava il coso, questo è un Commodore 64, videocassette 2 ore long play, VCR. E come? A casa glielo combini? Non è VHS, non sono VHS, vabbè. BASF è un giradischi della Pioneer, vecchio telefono, questo ve lo posso procurare anch'io, ce n'è uno a casa. Poi qua sempre Ampli, una Polaroid d'epoca, una vera Polaroid d'epoca, casse, giradischi portatili, tastiera elettronica, mixer, Heidi, CD di Heidi, film sonoro Super 8, puzzle, se vi manca un puzzle, qualche pedina. Qua sono dei box, non so di che tipo, tutta roba elettronica. Tanta componentistica, vediamo di là, qua cosa c'è, cartelle dorsette, dissipatori, condensatori, multimetri, lente con luce per scaldare, pinze tipo i cosi, come si chiamano, tester, pinze tester, dai.
Ah, devo fare una precisazione sulla live di ieri. Ieri affermavo che l'Intel Core Ultra 5 245K fosse uguale all'Intel all'AMD serie 9008 X3D. Mi sono sbagliato, non era il 9008, parlavo del confronto tra il 245K e la AMD Ryzen 7, il 7000 e passa, 7008, 7009 X3D. Ecco, quella AMD, non l'altro, la serie 9000, perché ovviamente è molto più potente la serie 9000. Quello che mi deludeva tanto ieri è che la serie 8000, non solo che in teoria la serie 8000 dovrebbe essere superiore alla serie 7000 e non è così, e che era anche più recente rispetto alla 7000 e alla 9000, era quelli buttati fuori per ultimi, fossero così scadenti in prestazioni, anche se comunque questa serie 8000 hanno una scheda video più potente, però non supportano il PCI Express 5x, o comunque hanno dei gap sulle schede madri dove vanno montati, per cui ci sono delle limitazioni quando vengono usati questi processori AMD. Comunque in ogni caso i processori AMD a mio parere sono inaffidabili, sono poco, come dire, le schede madri su cui vanno montati sono poco versatili, non hanno tutto quello che magari uno può chiedere, cosa che invece magari su Intel c'è già tutto quello che serve. Faccio un esempio per tutti: l'uscita audio digitale SPDF, perché se tu su una scheda madre, mettiamo che sia base o anche di alto livello, non mi metti l'uscita digitale SPDF, mi metti solo i 3 jack audio e mi dici che l'audio 7.1, mi stai dicendo una grandissima stronzata, perché dove lo metti il 7.1 se non hai l'uscita digitale, o se non hai le 7 uscite analogiche più l'1 che sarebbe il subwoofer, o mi metti le 7 uscite che non sono 7, sarebbero casomai potrebbero essere centrale, destro e sinistro, i 2 posteriori, subwoofer, per cui almeno 4 uscite, oppure i 2 posteriori uno per uno, cioè uno singolo, ma credo che si faccia i 2 posteriori su un jack solo, e se il 7.1 dovrebbe esserci il centrale anche posteriore. Dunque sì, non può essere solo stereo. Il 7.1 sulle cuffie, ma le cuffie sono 2, hanno 2 casse le cuffie sempre. Sono cazzate quando fanno queste cose, quando dicono queste cose. Per cui se il 7.1 l'audio standard adesso sulle schede madri, deve esserci anche l'uscita SPDF, che non è scontata. Non c'è quasi mai, solo su pochi modelli, specialmente gli AMD. Sugli AMD solo pochissime schede madri hanno quell'uscita lì audio. Per non parlare poi dei colli di bottiglia di AMD e parliamo della piattaforma AM5 con quelle DDR5. E oltre ai colli di bottiglia, ma anche il fatto che poi AMD ha meno linee PCI, meno banda rispetto a Intel, per cui se tu hai, supponiamo, 3 slot M2 per 3 dischi M2 NVE e 2-3 PCI Express, ecco, se tu utilizzi sono condivise, cioè gli M2 sono condivisi con le PCI, e se tu inserisci, non so, un disco sulle PCI, ti viene disabilitata o ti viene fatto il downgrade sulla velocità di un M2 o della PCI in cui è condiviso, per cui hai sempre le robe a metà. Questo è
inaccettabile dal mio punto di vista. Intel invece questo, a parte un paio di modelli, Intel questi problemi non li ha. Non c'è downgrade, non c'è disabilitazione, anche sulle periferiche condivise, è tutto abilitato evitando qualsiasi collo di bottiglia. E questo è anche uno dei motivi per cui poi sono passato a Intel. AMD è una delusione totale. Alla fine ho speso, credendo di risparmiare soldi con AMD, ho speso il doppio rispetto all'aver fatto solo l'Intel e basta, perché alla fine ho dovuto cambiare continuamente schede madri perché non ne andava mai bene una, avevano tutti problemi poi, e alla fine quando ho visto che anche il processore con la scheda madre che funziona, tutto quanto, alla terza scheda madre nuova cambiata, e si parla di MSI Mag, si parla MSI Mag e altri marchi, Asus eccetera, sempre schede madre di fascia medio-alta. Alla terza scheda madre cambiata ho detto boh, basta, non ho più soldi da buttare via, se proprio devo buttare via ancora qualche soldo mi faccio la piattaforma Intel. È andata bene al primo colpo. Io per 6 mesi sono stato quasi sempre senza computer per colpa di AMD, che non andava mai bene, non funzionava mai bene e le prestazioni erano bassissime, proprio uno schifo di prestazioni, e in più non si riusciva mai a trovare una scheda madre che avesse tutte le sue cose al punto giusto, tipo 4 porte serialata 3, a me servono, almeno 3 porte NVE, a me servono, l'SPDF, a me serve. Ecco, tutte queste cose più altre cose messe insieme non ci sono sulle schede madri AMD, a parte 2 o 3 modelli, e di solito 1 o 2 modelli per marchio, non c'è niente. E quando poi li vai a usare c'è il downgrade delle periferiche o la disabilitazione della periferica, che sia NVE, che sia serialata, se condivisa sulla stessa linea, o PCI Express se condivisa, sempre su quelle linee lì. In più sulla serie AMD 8000, Ryzen 5, Ryzen 7 8000 serie, c'è un ulteriore downgrade, in più non supporta le PCI Express 5, quinta generazione, per cui un'inculata totale con AMD. Questi problemi con Intel non li ho avuti. Ho preso un Intel di fascia medio-bassa, il 245, va 10 volte rispetto all'AMD, è molto più veloce. Come dicevo ieri, un video editato di 10 minuti con AMD in esportazione ci vuole un'ora e mezza, con Intel 25 minuti, un abisso, non c'è confronto. Bravo, ciao Domenico, bentornato. Bene, se sei sullo Stiglio a farti un giro, buon per te. Io invece sono qua a fare il nerd con la videocamera e tutta l'elettronica di sto mondo, che poi qua c'è un mondo di elettronica, tanto che su 9 padiglioni ieri sono riuscito a fare solo fino al quinto ed erano quasi tutte auto. Adesso finalmente sono riuscito ad arrivare sull'ambito elettronico, infatti questa dovrebbe essere la fiera dell'elettronica e radioamatore. Guarda che bellezza, mamma mia, guarda che roba meravigliosa. Guarda, amplificatori, Akai, GVC. Questa è roba che aveva per esempio mio cugino, qualche mio parente, che poi facevano gli sboroni, sparavano su a manetta con tutte queste belle casse. Quelli che avevano 4 soldi in più di te, andavi a casa loro per sentire lo stereo, che aveva sto stereo che sparava su a volume, e tu invece a casa magari avevi la radiolina di merda e basta. Ecco, adesso potrei permettermeli anch'io tranquillamente, che poi un amplificatore, non è che cambi molto, l'importante è che funzioni bene e che spari tutta la sua bella potenza, non è che ci siano. Guarda, processori Intel, no, AMD questi, quello è un Intel, no, questo è un AMD mi pare, non vedo bene.
sembrano memorie da server, sembrano proprio quelle, sono le Highs, 4 giga, 5003 PC DDR2. Sì, i videoproiettori. Per macchine, no, forse non per banco ottico, ma per cinepresa, Rolex. Ah, chissà cosa serviva. Ah, il soffietto per... ho capito, sì. Mi sembrava quelli dei banchi ottici. Ah, un Epici, quelli con processore Intel Atom. Sì, sono tornato. Perché? Sono qua. Jensen. Guarda porte LAN che ci sono qua. Telefunken. HDD e DVD. Oh, io avevo un coso. Avevo un GVC così. Per una GVC che aveva il videoregistratore VHS più l'hard disk. Ma ha tu sempre le stesse robe da dire. Secondo te mi vengo fuori adesso che sono in fiera, dopo comunque vorrei continuare la live perché sono e dunque dopo. Dite sa dire sempre le stesse robe, vero? Ma tu mi ricordi molto una persona di nostra conoscenza, perché Tite ripete sempre le stesse frasi. Allora, guarda qua. Bukokan. Ma che roba! Sì, perché ti c'è una brutta influenza, veramente. Olivetti, io le usavo una volta queste. Sì, così tanto per scrivere 2 o 3 cose. Quando facevo qualche lavoretto da ufficio e non c'erano le stampanti, parlo perché ero un ragazzo e si usavano la macchina da scrivere. Marantz, Yamaha, Sony, bobine magnetiche, le nastro audio, questo credo che sia audio, questo è il cavo per le casse, anch'io l'ampli ce l'ho con questo, una Safai 3450, ne ho una simile, no, questo è DDR2, io ho una DDR4 e una DDR5 anche, ma un po' più evoluta. Può darsi. Panasonic, queste tornano utili quando qualcuno ti chiede di fare il riversamento delle vecchie videocassette, cosa che mi succede ancora adesso, che qualcuno vuole che gli riversi il video del matrimonio su videocassette in digitale. Allora glielo faccio e per riprodurre ovviamente le cassette del matrimonio bisogna usare le telecamere con cui sono state create, soprattutto le AI8 della Sony o le VHS-C, oppure potrebbero essere quelle col DVD, ma no, col DVD forse se sono ben finalizzati tutto a posto, ma i mini DV tipo questa sembra una mini DV, quelli devi avere il suo riproduttore o una roba apposita, cioè un riproduttore mini DV o AI8
apposito, oppure la telecamera con cui è stato girato, per esempio, perché se no non c'è più modo di riprodurli, e spesso queste telecamere sono anche rotte. È successo recentemente che riversando, guarda Stagnatori, alcuni video di matrimonio, diciamo, mi avevano dato la macchina, la cinepresa con cui erano stati girati, VHS-C, e la cinepresa non funzionava più bene perché era una Sony, perché o gli ingranaggi o le cinghie, che sono di gomma, col tempo si sono deteriorate, però io avevo una vecchia Panasonic che funziona ancora benissimo, e allora ho risolto con la mia Panasonic. Però spesso le VHS, se registrate con una macchina, tu le riproduci con un'altra, non è detto che si veda benissimo, infatti i colori saltano sempre, gran parte delle volte, anche se fai la correzione dell'allineamento delle testine magnetiche, è un casino. Sì, ho dovuto ripagare l'entrata, ovviamente lo faccio per amor di patria dello streaming, delle IRL. Domenico, io di informatica ne so, sono autodidatta, ma ne so qualcosina, sì. E che ultimamente, appunto, prima parlavo degli AMD, sono passato dagli Intel di terza generazione agli Intel di 14ª generazione, mi sono perso tutto quello che c'era in mezzo, compreso AMD. Infatti, volendo passare a AMD, ho preso via una tavanata mostruosa, non li consiglio a nessuno gli AMD, anche se mi dicono puoi risparmiare 100-200 euro, è meglio spendere 200 euro in più per Intel che spendere 200 euro in meno per AMD, perché dopo quei 200 euro te li incula sicuramente. Dovrai buttarli via per rimediare le cazzate AMD, te lo dico subito. E invece questi due sono Intel, credo che siano di questo è un Xeon E5-2683 versione 4, versione 4, 2683, forse un 8 core credo. Questo è un 2683 versione 4, anche questo, 2 Opteron AMD, e questo sembra un 478 Pentium. E queste sono tutte memorie da server, 32 GB Samsung, PCA 2004 RA1, sono tutte memorie da server comunque. Ecco qua, non vanno bene sulle schede madri normali, non è come le ECC che sono sempre da server, però alcune schede madri sono compatibili con le memorie con correzione d'errore ECC, che sono quelle di solito da server. Quelle da server proprio hanno tutti questi chip aggiuntivi, fa conto che quelle normali hanno solo 4 e 4 chip per parte, invece queste ne hanno 5 più altri 4 sotto, più altri 5 più altri 4 sotto. Queste sono proprio quelle da server, queste non vanno bene, anche se metti queste siano no, queste credo siano DDR2, e metti su una scheda madre DDR2 che ha le DDR2 ma non è un server, non li accetta, non va, perché sono state delicate, soprattutto quelle della Samsung sono proprio quelle dedicate a alcuni tipi di schede madri server e basta, non vanno su nient'altro, per cui deve essere il BIOS e l'hardware compatibile. Guarda qua. Infatti io avevo fatto prova con una di queste, ero riuscito a trovarne fuori una per pochi soldi, metti per 5 euro. Allora un tera, queste cose SSD DC SS3706, 400 giga Intel.
Ok, questi credo che siano addirittura fuori produzione. Forse Intel non li fa neanche più questi qua. Ma questa è gran parte roba usata, per cui è normale. Così tutto è usato, tranne qualcosa di nuovo ovviamente. Qua sono DVD, file, Kish 6, codice Warsheet, eccetera, brugole, roba elettronica, la radio, mamma mia quanta roba, antennoni. Guarda questo, che figata. Ah, se io avessi i soldi tornerei a casa con un tir pieno di sta roba, guarda, non saprei neanche dove metterla alla fine. Andiamo qua, che bello, guarda che magnificenza, guarda che splendore sto televisore Stern, vecchia lampada, valvole 50C cada uno, 50 centesimi cada uno, action figure, i pazzetti, guarda qua. Calcolatrici, segreterie telefoniche, telefoni analogici di ogni tipo, ogni sorta, ogni genere. Qua stanno già mettendo via, infatti è meglio che mi sbrigo, ne sono ancora neanche a metà del padiglione. Guarda un altro vecchio mangianastri. Che roba. Potenziometri, selettori. Stanno già mettendo via tutto. Allora adesso mi do un'accelerata perché un telescopio, un Celestron. Questo è per mettere l'autoradio in casa, bellissimo, Lo so che sono delicati un po'. meraviglioso. Quanti vanno perché Questo. quando sono nuovi sono belli, quando diventano delicatissimi. Questo è E quindi per anche da lufta Satellite 2005. Wow. Meraviglia. E questi non arrivano fino alle 6 di stasera, mettono via prima. Allora proprio comincia a dare. Dischi vinile, c'è la cosa. Qua siamo già stati. No, questo non credo che c'è. Questo è un barbecue. Oddio, cosa vedo? Con le biglie. Ah, questi sono dischi per flessibile, guanti da lavoro, lampade, pezzoliti, coltelleria varia. La madre, film horror, 45 giri. Ora questa, cacchio. Wow, che figata. Ventole. Sempre reparto vinili, compro dischi LP, vinile 33 giri e CD musicali. Allora, tutto a 5 euro. Altri vinili, tutti i vinili, vediamo un'occhiata, una carrellata veloce. Nick Jones, Queen, Nirvana, CDC, Beethoven, Pino Daniele, Rettore, ABBA, Beatles, Dire Straits, AC/DC, Smith.
cartacee, adesivi vari, calamite, musicassette, compilation, CD, relè, anche qua. Ma quanta roba! Rappers Live, Eaven, Marvin, Fabrizio De André, 883, Kunchu, Guns N' Roses, Coso, Le Zeppelin, Dogs, fumetti, Topolini a go-go. Topolini a go-go. Acceleriamo perché ormai mi sono via, e se magari riesco a portarmi a casa un terabyte per 15 euro è già qualcosa. Più 10 che di entrata sono comunque 25 euro un terabyte. Ci sta, perché l'alternativa è comprarla su AliExpress, un terabyte a 30-40 euro. Allora, woofer, macchinine, RD V300, Western Digital, madonna quanta roba. Monitor, mi servirebbe anche un monitor per dire, però è anche un portatile vecchio, così da tenere in camera per addormentarmi guardando qualche youtuber famoso che mi consiglia il sonno, o qualche trasmissione ASMR. Guarda che impiantino, mamma mia, anche con lettore CD Teach. È un CD o DVD questo? Molti, non si vede. Registratore a bobina, registratore e riproduttore a bobina, videoregistratori. Allora, se faccio in tempo anche a tornare nel settore auto, ma non so. Qua ci siamo già stati, mi pare di sì. Vediamo. Produttori per 45 giri. Vediamo di qua. Oh, questi sono i banchi ottici. Una volta lavoravo con sta roba qua io. Di qua metti la lastra fotografica, poi regoli, cioè prima guardi dentro se è tutto a fuoco, è tutto in asse con l'inquadratura, le luci eccetera, poi con l'esposimetro prendi il tempo, imposti il diaframma e con il cavetto poi clac, apri l'ottura, tiri fuori quello che protegge la lastra fotografica, lo alzi, poi ti metti lì, clock, il tempo di esposizione 3 secondi e poi chiudi l'otturatore di nuovo eccetera, poi fai multi-esposizione perché poi fai una prima esposizione magari con gli spot, poi con le luci più diffuse, con i faretti eccetera. È una roba macchinosa, è roba che costa tantissimo sta qua. Tecnica, bellissimi, guarda qua, queste le lastre per le pellicole. Quello è il diaframma, questo? Prego. È l'otturatore o il diaframma sto qua? Questo è il diaframma della Sinar, si chiamava DB. DB.
e si metteva i gruppi ottici, si montava senza otturatore perché l'otturatore era dentro la macchina, nella standarta dietro. Ho lavorato un po' con queste macchine quando si facevano i cataloghi pubblicitari in studio. Una volta. Grazie, arrivederci. Di qua Apple, aspetta. Beh sì, insomma, un po' coi banchi. Oh, che bella, guarda che bella. Guardate, obiettivi. Ne ho un paio anch'io di robe così. Questa è una Canon 35, queste sono in gran parte 35 mm. Questo sembra un Tamron. Cavallettini, custodie, guarda il piano, guarda, vecchie fotografie, monete, numismatica. No, quelle almeno non le ho ancora viste. Flash, visori per le diapositive, obiettivi di ogni genere, compresi, sono anche moltiplicatori di focale, credo, da qualche parte. Una Canon cinepresa, un'altra qui, guarda questi, 400 mm. Mamma mia, guarda roba, guarda queste, le Fletta, Altiflex, queste sono quelle a pozzetto, 5x5, adesso non mi ricordo le misure. Da qua, belle anche queste, ne ho viste anche chi ne possedeva di queste cose, guarda che meraviglia, anche queste sono macchine fotografiche portatili, che cioè l'obiettivo, il buco lì, quello è l'obiettivo. Sì, 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 guarda questi che belli, guarda che meraviglia. È che ieri non ho fatto in tempo a passare per qua, che c'era massa macchine, 5 padiglioni solo di automobili, Dio, dovevo entrare da sta parte, non da quell'altra. Poi oggi potevo andarmi a rompere le balle con le automobili, guarda anche qua quanta roba. Ne avevo uno, un MTO così. Avevo un MTO io una volta. Credo che fosse tipo questo, 1000 mm. Questo invece è, non so se è un MTO questo, non mi pare. Che era roba tipo la Zenith, si montava sulle Zenith. Roba russa. Con lo specchio sotto, no? Hanno una lente, sì, ma hanno un gruppo di lenti, però la lente principale è lo specchio concavo, tipo quello dei telescopi, sono tipo newtoniani, facciamo conto. Anche se credo che il telescopio newtoniano fosse differente, sono sempre a specchi ma vengono riflessi in modo diverso. Quelli lì MTO hanno il foro al centro dello specchio e un altro specchio piccolo sopra che riflette poi al centro dove c'è il foro, gli altri invece ce l'hanno laterale che riflette a lato.
però adesso non mi ricordo tutte le varianti e i loro nomi. Guarda che roba che è qua, guarda che gira tubi. Se ti ha problemi col cesso, guarda qua, guarda che mosse. Boia cane, una Lumix FZ200, altri obiettivi ogni tipo, ogni marca. Chissà se hanno una Nikon, non so se tira fuori un corpo macchina Nikon. Queste sono Olympus, è solo che col 35 mm ormai cosa fai? Qualcuno ha una Nikon, no? Se c'è un corpo macchina Nikon da qualche parte, e quanto può venire adesso un corpo macchina? Ma queste sono tutte Lumix, Sony addirittura, sono tutte analogiche queste, 35 mm. No, corpo macchina Nikon, 35 mm, no? Bronica, guarda che roba! No, qua corpo macchina Nikon non ne hanno, qua sono tutti obiettivi, non vedo qua corpi macchina, obiettivi e binocoli. Nikon, Zenith, eccola qua, Minolta, Canon, Sigma, non vedo Nikon, Olympus, salve, non avete Nikon, corpi macchina, lui? Buongiorno, ha corpi macchina Nikon? Una FM2 e una Nikon. FM2? Quanto viene? 2,50 l'FM2. Vediamo se la vediamo. E costa ancora tantina. Guarda qua. Guarda qua. Questa è la 70. Ah, guarda qua, eccola lì, guarda che bella, madonna che bella. Questa deve essere l'FM2, questa è tutta analogica, sono macchine spaziali ste qua. C'era l'FM3 che era ancora, addirittura credo che avesse il pozzetto rimovibile, adesso non mi ricordo se l'FM2 e l'FM3 che era il gruppo ottico sopra del mirino era rimovibile e vedevi a pozzetto, tipo queste qua, se no la D70. E questa è una Nikkor Mat, deve essere qualcosa sempre della, no, è la Nikkor questa, però credo che fosse qualcosa sempre relativo alla Nikon, perché vedo che aveva anche il fermo dell'obiettivo simile alle prime Nikon, quelle senza autofocus. Scusi, da D70 Nikon quanto? Un corpo macchina? Questa qua? 60 euro. 60 euro? Ok, grazie. Perché stavo pensando che ho ancora gli obiettivi, ho ancora 2 o 3 obiettivi della Nikon, il corpo macchina l'ho rotto, io avevo la 501, quella elettronica, la 501, se non sbaglio, ma l'ho rotta tanti anni fa, chissà, l'ho dovuto buttare via. Era qua roba militare. 3,83. Che
fighissimo che è questo. Cartucciere. Questi sono speroni da ghiaccio da mettere sulle scarpe, tipo ramponi da ghiaccio, se non sbaglio. Altra roba militare qua, vediamo qua cosa c'è intanto. Cioccolato, tutta roba di cioccolato, tutta roba di cioccolato, cioccolato. Sì, proprio, mangiare e morire. Mamma mia quanta roba. Ah Gesù, un po' di tutto, fresette, pinzette, che non sono le pizzette, sono le pinzette, modellini, vecchie stampe, disegni, stile 800, altri ritratti, cartoline, foto, monete comprese 2000 lire, Regno d'Italia 5 lire con la faccia del re. Queste sono vecchie lire, lire 100, lire 50. Questi sono Sudafrica. Questa è Corea probabilmente dai simboli. Credo che sia Corea del Nord, possibile. Barbados. Monete, una caterva di monete, quelle forate, Gran Bretagna, Siam, Gibilterra, Germania, Lituania, Estonia, Germania, queste sono, credo siano euro, monete da €1, Belgio, forate, mi piacciono tanto quelle forate, anche perché le puoi impilare facilmente. Poi qua vecchie piccole radio sveglie, un'arma da fuoco ad avancarica, questa è una riproduzione molto probabilmente, anche se sembra molto vecchia. Una così la so costruire anch'io, quando avevo 12 anni mi costruivo le armi da fuoco ad avancarica, sapevo farmele da me. L'importante è procurare la polvere e l'innesco. Io certe volte usavo la polvere dei petardi o anche il carburo, facevo dei piccoli cannoncini a acetilene. Allora vediamo, francobolli, questo è un po' più il mio settore. Italia. Perfetto, me lo date 6. Bene che così. Questo deve essere il coso. No, perché io l'ho anche sentito perché non mi sono prenotato. USA. Ma non c'è scritto. Guarda qua. Però è intuitivo. Posso regalare del cioccolatino di buone? Mi sono perso. Cartoline, monete, stavo cercando di capire che roba è. Ok, questi gli annulli, questo è Lubiana, territori sloveni occupati in Lubiana. Questi sono con
sovraimpressi quando c'erano, per esempio, il territorio occupato di Lubiana, venivano sovraimpressi, per esempio anche per il Friuli. FIVG era quando il territorio friulano era sotto il controllo americano, se non sbaglio. Cui si prendevano dei francobolli normali, diciamo che di normale circolazione, venivano sovraimpressi con la dicitura di chi governava in quel momento, cioè se era una colonia tipo Tripolitania, se era Tripoli, la zona della Libia, i francobolli italiani erano sovraimpressi in Tripolitania durante la guerra, perché lì c'era il dominio italiano in Libia e circolavano quei francobolli, i francobolli italiani da Tripoli, per cui Tripolitania, dalle zone coloniali, diciamo. Berretto rimontato totalmente. O le zone occupate. Allora, veniva occupata una zona, i francobolli che circolavano erano quelli dell'occupante magari, o quelli in loco, però con sovraimpressi con la dicitura ovviamente riguardante a quel periodo chi aveva il controllo delle poste. Adesso qua adesso stanno sbaraccando tutti quanti. Provo a fare un po' più veloce ancora. Qua è tutto il settore, questo settore qui, questo stand che è il lotto, è quello riguardante numismatica, orologi, monete, roba militare, poi già meno roba elettronica, e più roba tipo cartoline anche, foto, stemmi, medagliette usate e roba varia. Modellini, ma qua modellini è pieno anche delle auto, ce n'è un sterminio. Non ho visto i copricavi, ci sono inciampato sopra, qua sempre roba militare, ce n'è anche di là. Adesso andiamo avanti, qua il cioccolato di prima, i caschi da pilota, borracce, gradazione militare, questi sono dell'esercito, questi sono dell'aeronautica se non sbaglio, anche quelli credo siano sempre roba dell'aeronautica, sono come quelli di Aviano, e quelli di Aviano sono quelli aeronautici, tipo questi. Ad Aviano si trovano spesso divise così, i giubbotti. Questa è roba sembra roba dei marini americani, ma non sono sicuro. Vediamo se ci sono un po' di razioni da campo. Fondine. Con questo, quando c'è poco, Mi servirebbe una giacchetta per andare via in mountain bike, però senza lo stemma dietro. Una roba da mountain bike proprio. Le cinture. Binocoli, queste cinture qua durano, rainetti, fucili, patch, berretti, armi, elmetto tedesco, anche questa è roba tedesca credo. Perché il manuale dice l'ordine per fare la linea e c'è scritto disporsi nell'ordine scelto dal ufficiale, non c'è scritto qual è l'ordine. Bombe a mano,
mitragliatrice. Sì, è bello grande. Questo era un caritatore. Sì, è il primo fucile da salto. No, il primo. Ok, no, quindi Perché sono stati sugli antenati. in ordine di grado. Un fucile che spara in automatica, non essendo una mitragliatrice, però il 762. È un 762 corso quello, quindi è corto rispetto a quello. 792. 792. Proprio o la Rivoltella, No, proprio il vostro mitra, si vede il caricatore. fucile mitragliatore. Guarda che bello. Onestamente sparare quello in automatico su un fucile è diciamo una bella impresa. Cioè, ci vuole una. È meglio solo essere. Ciao Peter Pan. Questo qui? Infatti il primo che fucile da battaglia che Non voglio un fucile, una mitragliatrice. Ti serve? non aveva molto senso perché faceva fatica. Cioè, devi essere testato. Torna sempre utile. Che figata. Ah, non si sa, non si sa. Sono cose che non si possono chiedere. E scacciacani. Arditi. Figata. I cappelli delle forze alpini e carabinieri, cappelli militari. Questa è sempre la riproduzione, cose larie, un altro mitra, fucile mitragliatore, non so quanto è il costo, qua bisogna chiedere. Cosa vuoi, la mitragliatrice? Non c'è il prezzo, manca il prezzo. Questa è una divisa tedesca, sempre. Polizei, c'è scritto. Un colbacco. Questo è nel metro russo, li riconosco perché sono bruttissimi. Bruttissimi e cattivi. C'hanno anche. Vedi? Sì, sono riproduzioni queste. Guarda qua. Ah, questi sono tedeschi. Tedeschi forse con campagna di Russia. Visto il colbacco. Cambiate l'uniforme, facciamo 70%. Tutto. Sì, Bernardo. Sì, brutti e cattivi tutti quanti. E gli ho detto, Sì. Scusa, ciao, scusa, sono in vendita questi? no, noi siamo rievocatori. Ah, rievocatori, per cui fate per cui Facciamo le spiegazioni, roba del genere. Ah, ok. Mi dispiace, non lo puoi avere. Baionetta. Africa Corps italiano. Ce ne avrei un po'. Ne avrei qualcuno a tirar giù dalle spese. Anzi, parecchi. Ne ho parecchi a tirar giù dalle spese. E forse un giorno avrò la mia vendetta. Non sta preoccupate. Io aspetto e prima o poi capita l'occasione giusta. Questa è roba italiana. Però non credo che siano quelli veri, possibile, ma questi sembrano, sì, ovviamente quelli della guerra. Mi pare tanto finto questo, non è che sia fatto benissimo. Qua cosa c'è? Bandiere, quadri.
Ah. Questi sono corazzieri. È la prima guerra mondiale questa. Seconda guerra mondiale. E che strana bomba. Questa è roba che puoi trovare anche nei... Ecco, il mio cognato aveva questo, quindi questo qua dei carristi, che lui guidava, era sottotenente di un carro armato. Sì, è una bomba a salve, un petardone, ma ne tiro tanti io, sai, guarda che mi bastano. Guarda qua. C'è anche il vecchio Checco Beppe, Francesco Giuseppe sarebbe, l'austriaco, prima guerra mondiale. E da cui deriva il termine cecchino, perché i nostri, per indicare gli austriaci, per non dire altro, guarda qua, Naruto 3D, Aquila con Harley 3D, Mario 3D, tutto 3D, Lupi 3D, questo non so chi è, un calciatore, per cui per me è interesse zero. Cartoline d'epoca. Gli austriaci, dato che c'era Francesco Giuseppe, l'imperatore Francesco Giuseppe, quando c'era appunto un cecchino veniva indicato, attenzione, Checco Beppe, diciamo, cioè indicato come soldato austriaco, soldato di Francesco Giuseppe, imperatore del secondo Reich, mi pare. Guarda qua. E dunque, contraendo poi Checco Beppe, è venuto fuori cecchino, insomma. E da lì deriva il termine cecchino, appunto. Nasce durante la prima guerra mondiale, almeno questo è quello che mi hanno raccontato. Qua, libri con frontespizi di buste, sempre questa è prima guerra, sì. Prima guerra mondiale. Se non sbaglio, prima o seconda? C'è l'anno? No, questo forse già seconda? No, forse prima. Guarda roba. Questa è seconda. Questo è prima guerra, questa è seconda guerra, credo. Questi sono del 1000, credo che questi siano intorno ai primi del Novecento, questi qua. Questo col re d'Italia. Questo è il figlio, il successore, e allora questa è seconda guerra, ovviamente, vedi anche sovraimpressioni col fascio. Chat lenta, non so neanche, non credevo neanche che fosse inserita la chat lenta. No, non saprei neanche come fare, anzi probabilmente dovrei accedere a Twitch e andare in gestione streaming, non so, aspetta che provo. Non credevo che ci fosse chat lenta, non so perché poi tra l'altro devo dire Twitch fa tutto a cazzo suo. Non credo neanche di averla mai impostata la chat lenta io, non so neanche perché lo fa, che non sia un ritardo dovuto a qualcos'altro. Vediamo allora, dashboard autore,
gestore streaming, chat, e non lo trovo mica dove è chat lenta. Ah, modalità lenta. Disattiva, non so perché c'è. Non la utilizzo mai la chat lenta. Ogni tanto gli aggiornamenti di Twitch, non so, addirittura dell'applicazione che è sul telefono, e cambia le cose a cazzo suo, così. Ecco, credo che adesso sia a posto. Provo a vedere se è ancora la chat lenta. Non so neanche se sono ancora online. Funziona adesso? Buono? Alle vetrinette quelli, vetrine accanto ai coltelli, e ce ne sono parecchi, adesso non mi ricordo neanche dove ero. Qua dici, qua c'è il cioccolato, qua il cioccolato, coltelli, siamo andati per di là, dunque no, qua coltelli non li vedo, forse là che c'erano i coltelli, qua no, ci sono anche le medaglie, cioè porta tabacco questi. Scusa? Porta tabacco, questi qua. Sigarette, porta sigarette tedesche Africa Core. Bello. Allora, i coltelli, vetrinette con i coltelli, dici qua forse? Qua dove ci sono i scacciacani? No, qua sono tutte... C'erano due vetrinette, sono quelli lì, questi. Là ci sono le cose. Dove era? Qui? Qui forse? No? Perché ormai sto girando un po' così. Là forse? Cosa c'è qua? Oh, guarda che roba! Birra Messina, Peroni, fai 3D. Là? Questi? Eccoli qua. Questi qua, quelli con i vari gadget, aerei, orologi, coltelli, altri coltelli, leoni, alpini, cani, aquile, coltelli, altri stemmi vari, dove c'era anche Benito qua, qualche Benito da qualche, ogni tanto, qualche fascio, Vittorio, Picozze, quella col Benito qua. Questa qui o quella lì? Quella con i coltelli e quella con gli alpini. Questa allora. Questi sono dei cannoni. Si vede bene? Veda che... Oh, adesso vediamo. Scusi, quanto costa sta roba qua? Non so, quale cerchi? Quale cerchi? Hai qualcosa in particolare che ti interessa, per esempio quello degli alpini? C'è qualcosa che ti interessa in particolare? Busto Benito, quello lì? Busto Benito?
Questo piccolo? Aspetta, dov'è l'altro? Vedi? Là, eccoli là, guardali là. No, non è benito. Lì. Ah, ce n'è uno là. No, Quello... sono 4. Sì, quello lì quanto viene? No, questo intanto facciamo... Questo è Benito, piccolo. No, questo è Benito? 85, sì. Quanto viene questo? 85. 85. Però busti, cioè perché ha bustini proprio così. O se no questo quanto? 60. 60. Ce n'è altri Però dai. questi sono, Monica, forse Quello quelli- piccolo 85. Questi pesano tanto, Questo? 5,50. 150 quello più grande. 5,50. Ah, 5,50 quello grandino. Poi tanti chiedono quello nero. Quello nero. Poi quello col berretto militare, quello grigio. Abbiamo anche il bronzo, quello Quanto? 3,50. Quello, quello marmo bianco, Quello è cemento, mi pare. cemento. Quanto? 80. Mi chiedono se sono originali del periodo o riproduzioni. Questi riproduzioni. Quelli riproduzioni. Vedi il bronzo quello là? Quello forse scuro è originale, non proprio un gesso, bisogna chiedere a Roberto. Questo è originale. E questi? Questo è Del originale. periodo comunque, anche. Quello è originale. Anche questo è del periodo. È periodo. Anche Ma- questo è originale. Ma in caso li chiedi a Roberto, ti fa anche vedere quegli altri, quali sono del periodo. Beh, vieni qua, qual è la vostra prossima fiera, casomai? Dove? Perché oggi è già tardi, ormai è domenica. Il primo maggio, però cosa portiamo il primo maggio? Il primo maggio a Sedegliano. A Sedegliano. A Sedegliano. Dipende cosa le interessa. No, beh, chiedo per chi mi chiedono in chat, hanno visto le robe, ma mi stanno chiedendo. Portarli a Sedegliano, queste robe qua. Sì. Capito? Allora Sedegliano Perché primo è maggio. proprio militaria. Militaria? Sì. Sì. Cioè per cui le ferie militari, in poche parole. E a Palermo fate? Palermo? No. È un po' lontano Palermo. È un po'... Vabbè, grazie. Salve. È un po' lontanino Palermo, per dire il vero. Vedi? Guarda. Sì, hanno un costo allucinante, sì, non credo neanche che valgano quella cifra lì, è probabile che ne approfittano perché c'è gente che li cerca, ma non credo che abbiano quel valore né di tipo materiale né artistico. Poi quelli originali potrebbe esserci un certo prezzo, ma per le riproduzioni... Sì, no. Allora il 7 di qua credo, una tuta, ok, qua siamo sul 7, sì, ok, sono riuscito a uscire dall'8, qua sì, elettronica, per cui siamo... Ah, i caschi vuoi? I caschi? Casci o caschi? I casci. Ah, quelli là. Oh, ti piace più il perito? Guarda che bel perro qua. Ciao bello. Che simpatico. Eccoli qua, dai. Vediamo se riesco a farteli vedere bene. Allora. C'è tanto riflesso. Questo è un casco da aviazione. Sono tutti caschi da jet, Tigre 9 qua. Se inclino in questo modo forse si vede meglio. Le maschere. Che se scendo c'è tanto riflesso che viene dall'alto.
purtroppo le vetrine sono fatte così. Già la camera non è una meraviglia. Poi questi sono altri tipi di caschi, però non sono dell'aviazione. Quello bianco con le strisce arancio, questo qua, da usare in moto. Figata. Ermetti. Sì, per un stormtrooper. Poi coniglietti pucciosi, rabbit, blue rabbit. Le tute, boh, non fanno fiere militari dalle tue parti, sicuramente le fanno un po' dappertutto. E che qua forse qualcosina c'è, ma soprattutto, ma questi non credo che vengano dalla base d'Aviano, credo che sono gente che gira. Non sembra una tuta da jet, ma non è pressurizzata questa, non è di quelle pressurizzate. Più che altro credo che forse sono le tute, sembrerebbero più le tute dei meccanici, sinceramente, o comunque non so se sono quelle pressurizzate, forse qua ce n'è di pressurizzate, sì, forse queste, vediamo, o comunque termiche, queste credo che siano tutte da jet, che hanno le bretelle, ne avevo già viste, credo che queste siano tutte da jet, forse, non sono sicuro, prego, vedi? Questa mi pare una tuta da jet che è più, non so se ne avevo viste con gli attacchi che per il gonfiaggio che sono contenitive, questa non mi pare molto contenitiva, però vedi che sono imbottite forte, questa invece è un giubbotto non credo da jet, proprio da on board jet. Poi ci sono vari anche qua, per esempio in pelle, tipo, vedi? Tipo, come si chiama, quello non canadese, quello Alaska, tipo Alaska. Questi sembrano quelli proprio come quelli di Aviano, con le stesse, no, questa è una sacca, sembra una sacca, questa è una maglia, oh fico, questa è una maglia tecnica. Questa è una maglia tecnica per il sudore, guarda che figata! Cazzo, dovevo venire ieri qua. Queste vanno bene per le mountain bike, soprattutto in estate. Hanno anche l'imbottitura, il paragomito. Bello, averlo saputo. Sì, ovviamente non è che ti parino tanto come protezione per la mountain bike, però cacchio. Beh sì, chissà quanto costano queste qua. Però te li fanno pagare proprio della testa, i giubbini in pelle. Io ho visto la volta scorsa moto e tattoo, quello da moto, il chiodo, da poco, bianco, voleva 150 euro. Questa è già roba più pesante. Scusa, ciao, queste quanto vengono, queste maglie qua leggere, tipo queste? Sì, le massi. Quanto vengono? 30. 35. Quelle americane
vecchio modello, il blu, e poi ce n'è una ancora in musica. Sì, perché vedo che sono tecniche queste, sono anche queste anti-sudore, anche altro. Questa è più rinforzata perché da mettere sopra, la usano per mettere anche sopra l'antiproiettile. Antiproiettili. Però tanti la usano così perché è proprio tecnica. Sì, perché vedo che è come quelle che uso per la mountain bike, fa conto, eccetera, o per l'escursionismo. Quelle lì le vendono dai 90 ai $120. Bella, bella, averlo saputo prima. Vabbè dai, la prossima volta. Quando è la prossima militaria? Dove? Qua fra un anno, io adesso sono a Lignano al Bike Fest. Ah, a Lignano al Bike Fest? Ok, quando è il Bike Fest a Lignano? 15, 16, 17, 18. Del maggio. 15, 16, 17 e 18. Non questo, quindi questa domenica. Mi sballa tutto. Sì, comunque a maggio. Sì, non il 4, non quella dopo, quella dopo. Vabbè. Ok, grazie. Prego. Ciao. Averlo saputo sarei venuto qua, magari avrei preso quello piuttosto di spendere €40 per una maglietta tecnica da mountain bike e poi non c'è neanche o un paio di pantaloni mountain bike e non c'è neanche le tasche, sono dei pigiamini con le cinture tecniche, non c'hanno neanche le asole per mettere su una tua cintura, perché gran parte del vestiario tecnico, soprattutto del mountain bike, anche se è da enduro, anche quello turistico, zero tasche, al massimo ne hanno un paio che non tengono niente, o hanno quella posteriore che perdi tutto, se metti dentro bancomat i documenti li perdi perché è dietro, non la vedi, e quelle come delle maglie del ciclismo ma con la cerniera, non tengono un cazzo, non tengono il telefono, non tengono niente, e adesso sono anche spesso senza asole per le cinture perché hanno le loro cinture tecniche che sono quasi sempre in velcro, si rompono subito e poi cosa succede? Che hai speso €200 per un paio, perché costano dai 120 ai €200 per un pantalone pigiamino, ti dura un anno e lo butti via perché non è neanche antiabrasione, non hanno un cazzo, sono dei pigiami con la scritta bella, figa, colorata. Io preferisco andare via con la roba da trekking, la pago €30, 35-40 €, un Quechua, Salomon, cosa, quell'altro come questo qua, questo marchio qua, non so se si vede. Ecco, questo qui è, che adesso non mi ricordo più come si chiama, Folcaraz o Simon, ecco, uno di questi, con quello paghi poco, €40, e funziona bene, e almeno 3 o 4 tasche ce le hanno, perché io lo uso ancora la roba da mettere in tasca, cioè mettere le batterie per la GoPro, per la DJI, c'ho sempre un cazzo di chiavi, un po' di moneta di contante per comprarmi il caffè, la brioche quando mi fermo in posto dopo 3 ore di pedalata. Quelle normali sono tutti o da gara, pigiamini da gara, o roba comunque senza tasche, senza i passanti per le cinture, senza niente, e costano, io li ho visti, c'era un nuovo marchio pubblicizzato da uno che conosco qua in Friuli, e hanno sempre la stessa roba, sono pigiamini senza tasche, costano €200, non vado a buttare via €200 perché non hai neanche una tasca dove mettere dentro gli occhiali un attimo perché devo asciugarmi il sudore dalla fronte, non c'hanno niente. Piuttosto preferisco la roba da trekking o la roba militare, cioè quello che mi è più comodo e che mi permette di fare più cose. Direi che guardano qua. Sì, vendendo 2 magliette si fa la giornata, sì, poco ma sicuro. Sì, piuttosto, o se no vado, stavo cercando anche la roba lì al Decathlon, tipo i pantaloni e le giacche da caccia. Infatti questo cappello è quello da caccia, che è il reparto caccia questo, che hanno i barretti, quelli fighi, qua è plastificato dentro, è bello rigido, non si deforma, non sono tutti così, e costa €8, fa conto un berretto di questi, e ti dura una vita.
Ma a parte questo, per esempio anche anti-abrasione, dove vado io è sempre pieno di spini e rovetti, ti impigli dappertutto. Se vai con la salopette in maglieria cinese o pakistana, con le salopette che sono delle calze a rete, cioè tu le elastiche le tiri e ci vedi attraverso, sono come delle calze a rete, sono della merda, te le fanno pagare un fracco di soldi, non c'hanno una tasca, non c'hanno niente, e al primo spino che trovi te la straccia tutta, te la rovina. Vado via con la roba da caccia, solo che la roba da caccia è grossa, ingombrante ed è pesante, e in bicicletta questo non va bene. Grosso, ingombrante, pesante non va bene, però un po' di roba rinforzata, antistrappo ce l'hanno. Preferisco quello. Vabbè, ormai qua la giornata è quasi finita, 4:10. Sì, anti-abrasione, vabbè, le robe da trekking non hanno i fondelli e soprattutto sul fondo del pantalone non hanno la tela a doppio strato che protegge il fondo dall'abrasione della sella. Quello purtroppo è così, non ci posso fare niente. Però, guarda qua, memorie, DDR. Questo sembra quasi DDR4, no, sono DDR3 queste. Bosche da madri, mini, micro ATX, ITX, queste sono ITX. Questa è una ITX. No, questa è ATX, credo. ITX, no, ATX. Guarda. Fantastico. Bellissima, quella è la Rock, questa è, sì, sono delle ITX queste, belle, anzi queste sono ancora grandi perché ce ne sono alcune di queste piccole che usano quelle memorie da portatili, ne ho viste un fracco di processori Intel, sembrano i 5, i 7, roba così, terza generazione. Questo made in Vietnam, i 54590 SR1QJ da 39 giga. Io volevo prendere anche un hard disk da 1 tera per archiviare i video. 10 euro, no, 15 euro 1 terabyte. Western Digital, il Western Digital Red voleva 25, ma il Red è un signor hard disk. Guarda qua, schede video, questo deve essere Nati se non sbaglio, ne avevo una con questo dissipatore passivo, era una 30 con alimentazione a parte, deve essere una 39 qualcosa. DDR3 512 38,50 HD 38,50. Mi pare che io avevo la 3870, mi pare aveva le DDR4. Queste sono AGP. Ah, che roba. Scusi che chiedo, schede madre so che 2011. Niente. Finito. Vabbè, grazie. Ci ho provato perché se riesco a trovare una 2011 X79 Intel recupero un 12 core, un Intel Xeon 12 core, anzi ne ho 3, ho un 10 core, 12 core, 10 core, 8 core, 2 e 5 version 2 che sono gli Ivy Bridge, la generazione più avanzata, e il primo generazione 1 che è un Sandy Bridge un po' più vecchio, che è l'8 core, perché col Sandy Bridge erano arrivati fino a 8 core, poi con l'immissione sempre su quel socket lì del nuovo processore
a far conto 14, metti che il Sandy Bridge fosse a 16 nanometri, mi pare che l'Ivy Bridge era a 14 nanometri di costruzione, mi pare. Ecco, con l'Ivy Bridge erano poi passati dagli 8 ai 10 e ai 12 core. Avevo quello, cavolo, che rasoi. Sì, su AliExpress le ho trovate, però come si diceva l'altro giorno, che poi mi sono sbagliato, mettevo in confronto l'Ultra 5 245K col 9008, non c'entra niente, quello che, perché io ho una memoria stupida che non funziona mai, quello con cui avevo messo in confronto era l'X7, il 7000 X3D, Ryzen 7 della serie 7000 X3D, non il 9000 è troppo potente, molto più potente, ma il 7008 X3D, se mi pare che sia il 7008 7009, adesso non mi ricordo, X3D col confronto con l'Ultra 5 Intel, il 245K sono lì, anzi l'X3D è un po' più potente, la AMD, ma di poco. Il 9000 no, è molto superiore, e qua è anche un altro costo, e però non hanno, sì, mi sono sbagliato perché ho una memoria, ecco, ma cazzo, guarda che prezzi, sì, perché sono le V30, vero? A1 HC1, queste no, queste sì, queste sono le A2 V30, sì, queste però cazzo, non ho prezzo, è che non sai mai dove fidarti e andarle a prendere. Qua probabilmente sono quelle originali, ma su AliExpress no, le SanDisk no, su AliExpress niente roba di marca, SanDisk, Samsung, no, ti arriva robaccia, probabilmente imitazioni col marchio Samsung, sono fake oppure difettose. Invece con i loro marchi qualcosina sei culo, se no per Samsung, SanDisk eccetera, Kingston devi andare sugli store ufficiali dove vendono elettronica, perché se no prendi delle fregature mostruose. Infatti mi è già successo almeno 2 volte prendere un Samsung e poi un'altra V30 cinese sempre su AliExpress, e tutte le volte 3 memorie, 3 micro SD, le Action Cam te le sputa e dice questa non va bene, non è V30, non è alta velocità adatta alla Action Cam. Si prendi delle fregature mostruose. Guarda che roba, guarda che siringone, quello va bene per mettere il lattice dentro i tubeless delle ruote, il liquido antiforatura per le mountain bike, guarda qua anche, guarda che roba, e ne servirebbe una per smolare la vite della forcella, del sterzo della forcella, che sono grosse così. Gli SSD, ci sono anche gli SSD, là, 240 28, 480 35, 955. Qua addirittura 256 30, non sono quelle a alta velocità, a velocità normale. Sì, sono fregature, quelli su AliExpress ti mettono Samsung, Kingston, Lexmark. No. Ecco il power bank. Anche il power bank mi serve. Ma il power bank solare, 15 euro. Avrei bisogno di un po' di roba, ma non ho soldi, dunque tiriamo avanti.
avrei bisogno di un paio di power bank nuovi, di una ricarica solare, perché se vado fuori a fare i cosi, come si dice, i bivacchi, per fare bivacco, stai via 2 giorni eccetera, ho bisogno di un pannellino solare o un power bank a ricarica solare, perché dopo sì, io ho già provato a fare come si dice, sto guardando le cose belline, ho già provato a fare bivacco, però sì, ti tocca portarti via almeno 2 se non 3 power bank, perché le telecamere, il telefono scarichi subito, non ti durano 48 ore. Una volta che hai caricato il telefono è già tanto se carichi una batteria della GoPro, che poi la GoPro ci mette una vita, la DJI ci mette molto meno, la DJI come dice il mio amico, ci mette molto meno perché sono a ricarica rapida, però il power bank deve essere ad alta potenza. Questi adesso sono di moda quelli già con il cavo integrato, però a me non va bene perché io ho bisogno di cavi da 1 metro, grande, sì, non sembra neanche tanto pesante. Questi 8 euro sono quelli da 10.000, quelli wireless 10.000 pure. Questi 5 euro sono usati. Power bank 5 euro, 6.000, bisogna studiarseli bene, visti qua così non so dirti, perché 10.000 mAh, 2.1 ampere, quanti watt? 2 ampere, 5. Meglio guardarseli, tutta roba sì che è bello, mi serve, però è meglio guardarseli con calma. Io non conosco queste marche, non saprei che prestazioni hanno, il prezzo è buono, però poi sarebbe meglio trovarne almeno da 3 ampere. Io adesso sto cercando di puntare su quelli più o meno. Questi dichiarati qua, vabbè, un'altra volta, tanto non ho soldi, sti cazzi. Io ho un paio, adesso sto usando un power bank, se vuoi vedere che power bank sto usando adesso per la DJI, lo faccio vedere. Power bank, ecco il mio power bank. Dentro sacchetti. Questo è il mio power bank a doppia batteria, come si può vedere, autocostruito. Il case è una busta di plastica. Questo è il power bank per la telecamera. Quello per il modem è un vecchio power bank che era bruciata la batteria, a cui ho sostituito la batteria sempre con una di queste, e riciclato. Ecco, questo è quello con cui giro io. Aspetta che torno a mettere via la roba un attimo. Che richiudo il tutto. Che ora è? Dai che finiamo, sono stato troppo tempo qua.
16:24, dai, è ora di darsi una mossa. Un altro perro, fa sempre le solite robe, alimentatori, portatili, hard disk 1 terabyte. Quanto è 1 terabyte, scusi? Sinceramente non lo vedo dove è scritto. Vabbè, ok. Schede video. No, non ho visto dove era scritto il prezzo. C'era scritto solo hard disk da 500 e da 1 terabyte, non ho visto il prezzo. Qua macchinine, CD, DVD, dischi, vinili, libri, pop rock, vinili, militaria, anche là. E qua il cover pucciose. Qua cominciamo a vedere qualche roba da auto. €15, non ho visto, non si vede che sì, vabbè che io sono. Guarda. Guarda, radio. Che roba è sta qua? Mai vista. Non so neanche che telefoni. Boots. Boracce, ne avevo una originale. Elmetti. Guarda roba, guarda là, è tutte. Sono tutte da meccanici sti qua. Guarda quanta roba che c'è qua. Fondine, hai bisogno di fondine. Per gavette. Il gomittiere. C'hanno anche le protezioni, cazzo, invece di comprare la roba di merda da mountain bike, prendo queste io. Guarda qua che hanno le protezioni. Guarda quello di Benito, questo è quello di Benito. Guarda qua. Sì, credo fossero radio militari, ma radio militari trasformatori, perché guarda qua, quelli hanno il dissipatore, queste sembrano degli altoparlanti, questi, degli speaker, e qui sono cuffie, e ricevitori, tutta roba macellata ovviamente, c'è anche qualche pezzo di cervello, un po' di sangue. Queste sono €10 radio, non so quella là viene €10, che è come questa qui. Poi queste sono borse, porta, non so cosa c'è dentro, porta attrezzi, non so, sembrano, visto? Che robetta interessante. Ti fai un giro qua a Pordenone, adesso sembra che ci sia a maggio appunto a Lignano che comincia già la stagione balneativa. Guarda qua le cinture. €8, costano meno che su AliExpress. Quelle di AliExpress, queste sono in canapa, quelle di AliExpress sono in plastica. Guarda qua le cinture delle cose, le fibbie per i zaini e munizioni, quelle da cosa. Questo cos'è? Zaino. Lo so, distante, lo so. Sì, anche questi sono tutta roba usata, roba dell'esercito, roba degli americani, il problema è che questa è roba nostra, credo. Queste sembrano le vecchie tute mimetiche che avevamo noi, anche queste le vecchie bisacce sembrano, no, forse sono un po' più recenti, anche se sono in canapa, anche queste qua. Queste sono già in materiale sintetico, questo è in sintetico, questo è misto sintetico, anche questa. Vedi che belle qua. Altro che Quechua.
Questo non è della Quechua, quanto vengono? 20 euro. Questo non è della Quechua, questi sono proprio militari, un po' pesante per dire il vero. Questi hanno tante belle tasche, però ho paura che siano pesanti. Questo è bello grandino, questo viene 30 euro. Guarda qua le cassette. Calibro 12.7. Cassette USA 20 euro. Cartridge Small Arms, cartucce per armi da piccolo calibro 5,56, 8,20, 5,56. Anche ombrelli militari 10 euro. Guarda, gilet, figo, guarda l'alza. Zaino 90 litri 60 euro, costa meno di quelli del Decathlon. 90 litri non so se ti viene di 60 euro il Decathlon. No, proprio no. Vabbè che questo, come quello che ho io, questo qua è del Decathlon, costano 8 euro. Però vedi? Questa adesso è roba nostra. No, questa è roba americana. Etica. Un unicorno e un leone rampante. Questa sembra roba inglese. Sì, sembra lo stemma inglese. Sì, è una divisa inglese. Aviazione. No, marina, credo. Ma queste ne era una caterba di queste, anche queste qua. Queste sono quelle americane di qualche anno fa. Ne ho un paio a casa, ma sono tutte distrutte. Guarda questa che bella. Queste sono nuove. Fucilieri. Una camicetta fighissima. 30 euro. Se costassero 10 euro gliele prendo ne prendo 3, perché le userei proprio per la mountain bike o per l'escursionismo, ma 30 euro no, sinceramente. Vecchie cassette munizioni, sì, infatti. Vediamo se riusciamo a passare almeno questo, a arrivare al 6, che allo stand 6, che così mi avvicino alla parte finale, a quella che ho fatto ieri, e magari mi prendo anche un caffè, perché mi sto tirando male l'aggeggio. Si è girato male. Tappeti per pregare Allah, ne vuoi? Ranelli, guarda che bellezza. A me piacerebbe avere un anello, quello con lo scudo, quello che si usava una volta. Ce n'aveva uno mio papà, bellissimo, col nome sopra. Vediamo se ce n'è uno simile da ste parti. Peccato che mi hanno fregato mia sorella, tipo così, facciamo conto, ma no, questi sono troppo, ecco, un po' tipo questo. Però aveva lo stemma ovale. Tipo sti qua, questi sono grossi. Vediamo se trovo qualcosa di simile a quello che piaceva a me. No, tipo questo, ma sembrano da donna, hanno i brillantini, no? Io volevo proprio uno con lo stemma, con le iniziali. Tipo sto qua, ma senza la pietra. Un po' più piccolo, un po' più, come si dice, discreto nelle dimensioni. Ecco, tipo questo, ma più piccolo, molto più piccolo.
metà delle dimensioni come stemma. Qua non ne vedo mai come mi piacciono, come quello che era di mio papà, come quello che aveva mio papà non riesco a trovarne neanche morto. Che è sta roba? Ah, sono lenti forate. Accendini, portafogli, borsellini, berrettini. Ecco, questo sembra fatto bene. È in sughero. Questo è sughero. Questo è un cappellino in sughero. Bellissimo. Questa è tutta roba in sughero. Bello. Aver avuto più tempo. Tante robe, troppe robe belle. Troppe robe belle. Abbiamo trenini. Ho qualche resto a casa di questi qua. Anche di questi binari qua. Pietre, pietrine, pietruzze, Ramses, ventagli, spucciamela, APX alimentatore, ampli, preampli, alimentatori, un fracco di alimentatori a 5 euro, lettori, masterizzatori, DVD, antenne. Questi sono cavapinze tipo i chip, cavi serialata, cavi estensioni USB, porto USB, tastiere, case Lenovo, carino Lenovo. Case trasparenti da gaming non ne ho visti, non ho visto nessuna elettronica avanzata tipo gaming. Questa è una Gigabyte, la riconosco dal colore, o una Asus, vediamo, Asus. Probabilmente è una versione Evo, quelle blu di solito sono le Evo. Extreme Please, no, questo è un socket, il chipset, vediamo, PX 580, PSX 580, 580, non so che socket è, 1150, 1750, perché sono restato un po' indietro io con... Vediamo se trovo appunto un... questo è un H81, no, questa è ASRock B75, B75, quella è l'Asus, questa è una 775, occhio. Questa qua è una 775 probabilmente. Guarda, NVE, VD Black, 1 terabyte, 1 terabyte 59, 2 terabyte 95, 4 terabyte 145. 1 terabyte 57, 2 terabyte 85. Questi sono 870 Evo SSD, ma non sono Samsung sti qua, deve essere roba cinese sta roba. Questi invece sono DV Black, e questa è sempre roba cinese perché non sono Western Digital. Queste sono Kingston KVR PC3, sono le DDR3. €8. Andiamo a vedere se aveva una scheda madre, so che 2000, forse gliel'avevo già chiesto a questo. Vabbè, non vedo più nessuno. Sì, sono cloni. Oddio, alcuni, ok, sì, alcuni, per esempio Netac la trovi su AliExpress, anche una loro pagina con i modelli Netac, e va benino.
non hanno il controller come i Samsung, fa conto, quegli altri NVE, per cui sono TLC credo, per cui non hanno la stessa durata, però vanno bene, sono anche molto veloci. Mi pare che il mio Netac arriva addirittura quasi a 2000 in scrittura e 3500 in lettura. Sì, non è male. Poi bisogna vedere il costo, perché adesso trovi di roba più veloce, i Kingston, che sono 5.000 in lettura e 4.000 in scrittura di velocità, se non di più. Adesso li trovi a 10 euro in più rispetto al Netac, che conviene spendere. Sì, per metti un 500 giga, il Kingston trovi a 40 euro, il Netac a 35 o 30. Comunque meglio il Kingston, anche perché è versione 4. PCI, generazione 4 degli NVE. Quarta generazione. L'NV3, il Kingston, è quello di quarta generazione. Sì, PCI, sì. È quello già PCI 5 credo. Adesso non mi ricordo tutti i dati, ma ecco, adesso siamo al 6. Qui siamo al 6, vediamo cosa hanno al 6. Orto giardino. Potrei prendere qualcosa per mia sorella che basta pure, meno male che specchi, roba per auto, per pulire le auto. Ok. Qua cosa abbiamo? Batterie. Barta. Ho visto che però di là sul 5 bis avevano le N-Loop, che sono fantastiche, quelle ricaricabili, chissà quanto le vendo, non ho visto qua il prezzo, ma le N-Loop, che se non sbaglio sono coreane, sono le migliori che trovo in commercio, sono bianche con la scritta azzurra. Ho sentito come se facesse parte del mio corpo, mi ha immediatamente allineato la colonna vertebrale, non sentivo più dolori. La colonna vertebrale. Mi si impappina la lingua, c'ho anche l'acqua dietro, ma sto cercando di andare più veloce possibile. Taci che la live non sia ancora interrotta la live fino adesso. Guarda, lo spray sbloccante, lo spray antiossidante per i contatti elettrici, anche quello dovrei prenderne un po'. L'alcol isopropilico spray questo, però cazzo 8 euro. 8 euro una bomboletta da 2,50. Questo che cos'è? LED, pacchi di LED. Questi sono i display a LED, cristalli liquidi. Il PI5 che lo cercavo ieri, cacchio, ora disponibile da 4 giga 86, ma è la stessa roba che trovi su Amazon. PI0 seconda versione, alimentatori 24 DC145 AC adapter, o se no ventolina, questo è il 5, PI intelligenza artificiale HAT più 26 TOPS per 5P 124 euro, integra l'intelligenza artificiale ad alte prestazioni con acceleratore Hilo S. Questi sono i display, forse sempre per il display grafico retroilluminato blu, forse proprio da saldare e da collegare a Raspberry. Che metto sempre la P al posto della B. Sì, hanno più di 20 anni quelle di là. Guarda qua, batterie 29, 14, questa 11, sta qua. Queste hanno una buona tenuta, pesano un pochettino. Quant'è?
12 volt 1,3 ampere, no 1,3, ecco 2-3 ampere forse è già meglio, o 5 ampere direttamente. Forse ci potresti fare un power bank con questa. Vediamo quanto pesa, pesucchia però, pesa 6 volt 4-5 ampere e basterebbe, sì potresti, non so se va bene un 6 volt, basterebbe un 3 volt per la power bank. 3 volt 3 ampere almeno, o se no un 6 volt da 1,5. Bisognerebbe vedere se poi viene retto, perché sì, dovrebbero essere intercambiabili, ma dai, non sono molto esperto io. Non vanno bene quelle a piombo, dici? Forse hai ragione. Sì, sicuramente hai ragione. O quelle le 18.350, che adesso non mi ricordo, quelle lì, 18.600, adesso non mi ricordo. Oppure quei pacchetti al litio come quella che ho io adesso dietro, quelle a bustina. No, forse, è che se pensavo non fossero quelle al piombo, quelle lì, invece sono quelle al piombo. Non sono quelle litio. Però è che non credo che tengano. Io ci avrei fatto un tentativo, però a casa non so se ne ho una vecchia. No, se è vecchia è già da buttare, sicuro. Perché avrei voluto fare una prova. Io sono sempre quello che fa gli esperimenti, non si sa mai, che magari funzioni anche, o esplode tutto, ciappa fuoco. Ah, le cinghie come quella che ho io, guarda, quelle elasticizzate. Sì, perché se ce n'ho anche una vecchia dell'auto, però è un po' pesantina e ingombrante, ma se no ci avrei fatto un pensierino anche per quelle, però quelle hanno solo spunto, non hanno tenuta. Ma un pensierino, guarda, ci avrei provato, magari la metto sul portapacchi della bici e la uso per i bivacchi. Guarda, io sono un tipo che è capace di fare queste cose. Potrei provare a ricaricarla col pannello solare. Faccio un pannello solare per ricaricare la batteria della macchina. Vedrai che se non lo faccio. Non so un cazzo di elettronica, però io sperimento sempre. Sì, quella del camion. Cibo, guarda qua cibo, c'è il cibo e il caffè anche, scommetto. C'è il cibo e il caffè. Ma un brioche a sta ora forse è meglio le no. Che ora è? Sono già quasi le 5. Sì, ho bisogno del power bank adesso, del pannello solare, guarda qua. Vassoi? Cos'è? No, tu sempre anime, quadri 3D, tutti quadri 3D. Questo è Vegeta, versione umana. Questo è One Piece, versione 3D. Coso, Joker. Urco cane, non mi ricordo il nome della tipa. Queen. Adesso salve, prego, un caffè per favore. Sì. Un attimo, posso appoggiare qua un attimo che mi pesa. Aspetta che faccio così. E non mi sta. Ah, perché il telefono mi ingombra, ok, vabbè. Come non detto.
me lo terrò in mano, se no lo metto dentro la cintura. Via, sto punto. Aspetta l'elastico. Non c'è il caffè? Caffè quanto? 1,50. Aspetta che tiro fuori una moneta qua. Non aver moneta perché sennò mi tocca tirare fuori 50 euro. Grazie. No, pausa caffè. Ah, ok. Grazie, ciao. Cacci che non si è sconnesso neanche una volta oggi. Ultime parole famose. E mi sta venendo anche mal di pancia. Forse mi tocca andare al bagno. Ma a sto punto vado a casa e dopo, casomai se riesco in bici, faccio la live in bici, vediamo. Guarda che bella questa. 8K? 8K? Quanto viene? Ma non c'ho spazio da portare via roba, niente. Ah, ho preso i tergicristalli, non questi, ma il marchio questo qua, per la Micran, ieri, per la Nissan Micra del 95, la K11, AK47, no, per la K11 Micra, e vanno bene, funzionano. Ok, ecco qua i pannelli solari. Vabbè, qua siamo già passati, mi sembra di essere già passato di qua, o è sempre la stessa roba uguale. No, non sono passato di qua, ma tanta roba una uguale all'altra. Qua sono gli svapo, no, che roba è? Benzina, olio, gasolio, benzina, acqua, refrigerante, Pasco Fix, additivi. Ok, siamo quasi alla fine, tanti hanno già messo via. Quelli per gli orologi. Massa roba. Non bastava, forse se venivo fuori 3 giorni fa, 2 giorni fa, facevo i 3 giorni ancora, ma massa roba da vedere. Siamo ancora al 6. Che sta succedendo? Non so cosa ho toccato, sto facendo malagna.
oddio, un attimo che non so cosa ho combinato. Ok. E mi si è sconnesso tutto. No, ancora in live, però ho combinato un pasticcio sul telefono, vabbè, dopo sistema. Questi 25 occhiali con la stanghetta rigida, lampade, quelli per che c'è? 36.8. C'ho quasi la febbre. Wow. Questi sono per misurare l'ossigenazione del sangue. Gli aggeggini, trum 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 trum, sì, quella roba lì. Batterie per cosa? Lion battery. Queste sono come quelle delle telecamere, però questa è gonfia, guarda com'è rovinata. Quelle delle telecamere tipo le action cam, quelle cinesi, queste qua gli adattatori sono tutti rimasuri, adattatori per le SIM. Questo è un Universal Clip Lamps, protezione lenti. Quello con le Enel Loop era di là sul 5, se non sbaglio, o il 5B, adesso non mi ricordo, comunque dall'altra parte. Ecco, ne ho una così e una così piccola, sono comodissime queste qua, le uso anche per quando devo riparare sul computer oppure devo andare a attaccare i cavi dietro il computer, e uso quelle lì. 100 watt, 200, 500, 800. Questi sono rigidi, sono pesanti. Quanto sono pesanti? Beh, il telaio forse un po' pesantino, non sembrerebbe neanche tanto pesante. Cioè, sarebbe da trovare quelli mobili, quelli pieghevoli da portare via per appunto per il camping, da camping, insomma. Quello mi interesserebbe. Poi a portare sullo zaino che gli attacchi in cima allo zaino, lo srotoli e mentre cammini ti ricarica il cellulare, quelli lì. Guarda. Yeah. Che cos'è? Ma credo che sia per pezzi di ricambio queste qua, No, questa è una batteria. Senti che quanto pesa. R9 380 Gaming, è una AMD questa. Ma credo che sia per parti di ricambio, non credo che siano funzionanti. Questa è invece una R9 270X, 4 GB DDR5. Questo è un rack per computer server, qua ci vanno le unità, gli SSD, fa conto, ci vanno i dischi o altro, non so, perché sui server non è che sono molto. Bosch Blight
buono. Salve, scusa, ho visto 2 schede video là, sono funzionanti? Quelle là? Non si sa, ok. Una accesa la luce rossa, l'altra sono partiti le ventole, però io non sono capace di sapere come farle, come... Vabbè, quanto le vendi casomai? 50 euro al pezzo. Ok, grazie. Voi posso farti 40 euro al pezzo, prima, perché vabbè, più ho pagato un po'. Vabbè, grazie lo stesso. Perché se non parla, cioè se un componente, il microchip da tornare a saldare è un casino, si può anche fare ma è un casino. Con la PlayStation 3 io l'ho fatto 2 o 3 volte, però per fare il reflow dei chip con la pistola ad aria calda è un casino. Bon, questo l'abbiamo fatto tutto, abbiamo già finito di girare, sì, mi pare. Potrei passare sul 5, potrei andare a vedere il power bank là, casomai tornare indietro, prendermi l'hard disk da 1 terabyte, che almeno quello mi sta sullo zaino, anche il power bank mi starebbe. E poi guarda questi che sono vestiti, questi sono quelli che fanno la rievocazione, uno ha la divisa germanica, moderna, divisa tedesca moderna. Di qua allora, dov'è il 6? Il 5 cioè. Per il 7, il 5 di qua. Ci avrei qualcosina da riparare, cara. Il 5 ter, il 5 ter e bis erano quelli che avevano, se non sbaglio, roba elettronica. Saranno gli ultimi che hanno la roba elettronica, poi tutte auto. Ora qua RTX 609, GeForce 3070 Ti, 3090, la 3090 Ti, Ventus, GeForce RTX 570, MSI, Gigabyte, MSI, MPG Z49, Gaming Edge Wi-Fi, la B860 DS3H motherboard, questa è la Core Ultra se non sbaglio, sì, B860, io ho la B850, no 860 anche la mia se non sbaglio, che è ASRock però. Ma non me lo ricordo neanche più, vabbè. Portatelefono, power bank con adattatore, voltaggio automatico, no, alimentatore, telecamere IP cam, pilone, belle queste, bella roba qua. Insomma, qualcosina bello. Portatili, vediamo se trovo qualcosa che mi serve. Batterie, soprattutto delle batterie. Qua Raspberry non ce l'avevano, avevano solo Arduino, qui hanno solo Arduino. Qua hanno, già si vede tracce di automobili,
Questa è tutta roba alleggerita, guarda, tutta alleggerita, sforacchiata. Ecco qua le 18,650. Vediamo se ci sono anche le Eneloop. No, qua hanno delle ricaricabili economiche, diciamo. A quanto? No, coppia 7,50, le AAA 5 euro la coppia. Questo è 1,20 € a batteria, 1 euro. Dovevo fare un po' di scorta, per dire il vero. Eccole qua le Eneloop, 18 euro. Le Eneloop sono le migliori, però costano caro. Eneloop Panasonic carica batteria. Sono Panasonic, altri carica batterie multiformato, 45 euro. Di qua le batterie ad ottone sigillate, queste si usano per componenti, poi anche sui PC, sui portatili non le trovi così, ma per apparecchi elettronici, tipo anche batterie tampone, fa conto. Per esempio dei portatili. $30,90, scusa, non ti ho sentito. Mi si è disabilitato di nuovo il coso. Vuoi sapere la 30,90? Perché mi si è disabilitato di nuovo il viva voce della chat e non l'ho toccato, giuro, non ho toccato niente, fa tutto da solo. 30,90 è laggiù in fondo, che è quello che ha le schede video, è l'unico che ho visto che ha schede video serie e le mette lì in vendita. Il resto ho tutta robetta vecchia di seconda mano, oppure quello là che ce l'aveva da testare, mi faceva 40 euro all'una. 38,90, 40,90 2009, 24 giga DDR6. 40,90 24 giga 24.900, ma questa è la TUF Gaming, questa invece è la Manly. Attenzione, questa è la Manly, che è roba cinese se non sbaglio. La Ventus X3 SVGA GeForce 5070 Ti 16 giga DDR7. Sono già fuori le DDR7. Vabbè, 1049. RTX 5080 16 giga DDR7 1390, 4070 MSI, questa è la Manly, questa è la MSI 12 giga DDR6 719, 4070 Super. RTX 5070 Ventus 12 giga DDR7 749, 4080 16 giga DDR6 1190 della Gigabyte. Asus TUF 3070 Ti 8 giga DDR6 690, 3090 Zotac 24 giga DDR6 1290. Poi la Palit, classica Palit, RTX 3050 6 giga, sarà 6 giga DDR6 220 o DDR5, adesso non so, non vedo. La serie 3000 alle DDR5, 3090, no, già DDR6 anche da 3000 mi pare. O se no la Zotac 24 giga DDR6 3090 Ti 1440. Ciao, vedo bianco. Vedo bianco, sei vedo di ieri, oggi Chiara dell'elettrica. Grazie, ciao, vedo bianco. Aspetta che ho da leggere anche cose.
Adesso gli chiedo se sono nuove o usate. Scusi, buongiorno. Sono nuove o usate queste? Sono nuove. Tutte nuove, grazie. Sono tutte nuove. Sì, non sapevo neanche che fossero già fuori i DDR6. Io sono indietro con... No. Io ne ho VOD, vedo bianco ne ho VOD perché quando mi si sconnette la live, cioè ogni 3x2, ogni 10 minuti, ricomincia la live ex novo, ma ne facessi una nuova quando devo riconnettere la camera. Per cui ieri ne ho fatte 6 live, una ogni mezz'ora, una ogni ora praticamente, perché soprattutto qua dentro, oggi per fortuna è andata bene, non si è ancora sconnesso, per cui quando si sconnette col telefono, perché sto streamando via telefono con la DJI Action 3, quando si sconnette e quando perde il segnale proprio termina anche la live, devo ricominciare da capo in poche parole, però per fortuna oggi è tutto a posto. Sì, Peter Pan, sì, infatti sì. No, bici elettriche no, però auto d'epoca, poi anche nuove, dalle Lamborghini, addirittura il SUV della Tesla, sono di là, se non li hanno portati via, c'è di tutto. Mondo motori, ci sono 5 padiglioni pieni di qualsiasi roba a motore a scoppio. Su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ruote. C'è l'arcano di Dio, sembra una fiera motori, non sembra neanche una fiera dell'elettronica, perché sarebbe elettronica, radioamatore e militari. Prima infatti Peter Pan ha visto che c'erano i fucili, i mitragliatori dell'esercito tedesco della seconda guerra mondiale, li facevano provare le persone, ovviamente non funzionanti, bombe a mano, cioè di tutte da piloti. Guarda qua, guarda là già automobili, qui c'è l'arcano di Dio e che stanno già sbaraccando tutto, perché ormai parte tardi, ma siamo domenica e tra un'oretta saranno quasi andati via tutti quanti, perché già c'è poca gente. Beh, trovi di tutto, sembra più un bazar che una fiera sinceramente. Per fortuna che adesso siamo ancora nel campo elettronica, infatti qua vedi anche le antenne per i CB, là c'è il reparto Linux, questi sono tutti i nerd dei nerd, sono tutti là con retro game e tutto quello che è l'informatica, Linux eccetera, sono tutti qua. Anche di là adesso è andato via, ieri c'era quello con le tavolette dell'alfabeto, del codice Morse, ti faceva sul computer, ti scriveva, usava il bilancino, l'interruttore per l'alfabeto Morse, lo usava come fosse una tastiera e scriveva sul computer. Erano là ieri, ma adesso sono andati via. Questi sono tutti tools, VLC, filmati, string, 7Z, gestione file. No, sta facendo il video. Come? Che cos'è? Linux in chiavetta, OpenSUSE, Linux, Debian, ARC. Cioè questi li colleghi a un monitor e ti fa cosa questo? Ah, ma installi dalla chiavetta, è un OS Linux che installi la chiavetta questo. Non è un live Linux su chiavetta. È anche live? È anche live. Però il live serve, diciamo, solo a esplorarlo. Sì. Poi una volta che dici ok, mi piace questa versione, no. Ma è una distro vostra questa? È un vostro OS? Sono più distro che noi abbiamo raccolto e ognuna... È Fedora, Ufficio Zero, Rescuzilla, Zor. Voi sapete che fine ha fatto
quello del pinguino, era un trentino che aveva fatto un Linux, uno di Trento se non sbaglio. Sabayon Linux. Sabayon. Sì, una delle prime distro. Che era bellino, cavolo, ma adesso è chiuso, non ha più. Dipende anche quanta gente ci Sì. Sabayon Linux, vedi? Sì, è proprio Zabaglione, lui l'aveva chiamata così, mi ricordo un qualcosina. No, io ero interessato più qualcosa per poter fare le live, tipo un Jetson Nano, un Raspberry Pi 5, un live view solo con un sistema, magari proprio Linux, per fare la gestione streaming su zaino, cioè un micro PC portatile da collegare la telecamera, fare una con più SIM, come si chiama? Adesso non mi viene il termine, cioè più SIM collegate per distribuire il segnale e avere più banda di copertura del segnale. Adesso non mi viene il termine, però ero più interessato a trovare un dispositivo portatile leggero a basso consumo, a collegare la cam e poi andare in live sui canali YouTube, Twitch, eccetera, in RTMP. Sì, in RTMP. Infatti io sono in live adesso, però lo sto facendo col telefono, è il modem portatile che ho sullo zaino, è power bank, infatti. Sì, beh, ovviamente, però si sconnette ogni 3x2 e la potenza del telefono è, sì, puoi fare poco o niente. Stavo cercando dei dispositivi, ma ci vuole anche il software, cioè spesso c'è una distro dedicata, ci sono dei sistemi dedicati. Oppure un sistema per Raspberry Pi, ci sono le distro anche per il Raspberry. Sì, ma io faccio le live, per cui è una cosa un po' più complessa che farla da casa, per esempio. Questo diventa un po' più complesso, si può fare semplicemente col telefono, ma viene quello che viene, insomma. Non è come avere una macchina dietro. Vabbè. Il telefono oggi è evoluto, cioè devi attaccarci un sacco di roba per avere. Sì, beh, allora col telefono puoi streamare solo usando le sue applicazioni. Per esempio per Twitch puoi usare le sue telecamere del telefono per streamare su Twitch. O se no, nel caso di DJI e GoPro usi le applicazioni DJI Mimo e GoPro Quick. Però hanno tutta una serie di inconvenienti, per esempio se io in questo momento perdo il segnale UMTS, cosa succede? Termina la live e mi tocca tornare a prendere campo e poi ricominciare la live ex novo. Nel frattempo la gente se n'è andata. Allora lì devi avere un dispositivo portatile con 4 SIM che fa in aggregato, che adesso non mi ricordo il nome perché ho una memoria latente, diciamo, e dopo o streami in VPN a casa e usi OBS da casa per ristreamare, cioè che ti mette in pausa la live nel momento in cui perdi il segnale, oppure streami direttamente come sto facendo adesso con YouTube e Twitch. In questo caso uso Restream, che è un sito che ti fai un unico stream e lui te lo sdoppia gratuitamente su Twitch e YouTube. Puoi farne 3 ma a pagamento, poi o più di 3, dipende da quanti canali hai a disposizione. Però è interessante questo, per cui questa è una vostra produzione, cioè è una vostra chiavetta questa qua. Sì, la chiavetta l'abbiamo fatta noi, è una raccolta di distribuzione. E quanto costa questa? 20 euro. Una chiavetta per cui questa ha tutti questi sistemi qui? Sì, assolutamente. OpenFuse, T-Weed, cos'è T-Weed? Tumbleweed, cioè questi sono dei sistemi fondamentalmente
cui, mentre quelli normali, perché vedete c'è una nuova versione ogni 2 anni che bisogna reinstallare, queste qua sono rolling, cioè praticamente lei ogni settimana si scarica l'ultima versione delle librerie cioè aggiorni le librerie sue ogni settimana e non hai bisogno di reinstallarlo. Cioè hai diciamo, le librerie più recenti disponibili sul mercato, quindi è sempre aggiornata. ARC che lo conosco, Lime è questo? No, LMD. LMD, mi ricordo. Questo non lo conosco, questo no. Rescue Zilla no, questo non lo conosco. Tipo clone Zilla che probabilmente la conosco. Sì, Rescue sì. Zilla è clone Zilla con un'interfaccia grafica. Ufficio Zero Linux. Sì, praticamente è un Office. No, non è Linux Mint, una caterva, una tonnellata di drive per stampanti e altri drive. Linux Mint con una tonnellata di drive per stampanti e robella. Fedora, MX, Pop OS, Ubuntu, solito, Mint, Zorin, un altro, mi ricordo una dei tanti anni fa, Zorin. Molto leggero Zorin mi pare, sì, molto leggero. È un po' che non navigo più sul mondo. Sì, ricordo qualcosina, ma sai, finché va tutto, si installa tutto in automatico, per me è tutto semplice. Poi, vabbè, grazie, ciao. Vediamo qua. Qua gli ATX, cavi e i portatili. Power bank erano, saranno andati anche già via. Ecco qua, guarda qua. Bon, dai che vi faccio vedere un po' di americanate. Ecco qua. Dai, ci rifacciamo un po' la bocca da tutta l'elettronica. Andiamo sull'analogico. Che è una Pontiac questa? Sembra una Pontiac. Sì, è una Pontiac questa. Questa è una cosa. Andiamo dentro che si vede bene dentro. Guarda che allestimenti, fioi, altro che robe di oggi. Non so qua che vede qua. Una Cadillac. Questa è una Pontiac. C'era un americano che ne aveva una così, aveva fatto un incidente, gli aveva disfatto il muso e voleva vendermela per un paio di milioni di lire, per 2000 euro. E potevo rimettermela a posto, avevo 18 anni. Cazzo, ne aveva una proprio così. Uguale a questa, con lo stesso, per quello l'ho riconosciuto, aveva la stessa aquila, però aveva tutto il muso qua, tutto disfatto, il cofano piegato, perché gli americani, soprattutto quelli della base, nato lì, no, base USA. E dentro ce n'è, vediamo se ce n'è anche laggiù in fondo, però qua sono tutte Alfa 75. Senti? Pignata. Dai che rifacciamo un po' anche di motori. Ieri ho fatto 4 ore di motori, c'erano tutti i primi 5 padiglioni solo auto. Mi stava venendo. Ce n'era anche di là, perché questo è il terzo, il 5 di qua. Andiamo di qua. Passiamo prima lì, poi qua. Ci sono anche veicoli militari, c'è anche un ultraleggero elicottero. C'è un po' di tutto, ma l'ultraleggero credo che sia là, se non ricordo male. Questo è il 5, perché questo è il 5 bis e ter. Guarda qua, l'Alfa dei Carabinieri. È aperto qua, si accede.
Ecco qua. E voilà. Vespa, 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 bianchina. RGMA. Aspetta che riduco un po' lo zoom che magari si vede un po' meglio. Ciao, bravo. Vespa. Alfetta carabinieri con fori di proiettile, eccetera. Tutta sgangherata, disfatta. Quello invece è il 75 dei carabinieri. Queste invece sono Lancia. L'altra Lancia, guarda che condizioni è sta auto. Lancia Flaminia Sport 2005, quella è la Fulvia Sport 1300S, 1200 del 1300, 90 cavalli, 100, ok, questa 2005, 140 cavalli. Questa è Flavia Sport 1800, 105 cavalli. Perché non ancora abbiamo visto l'ultra leggero. 500 Svizzera, questa è una 500 Svizzera, questa è il Ferrarino. Quello non so che cos'è, un Peugeot. Un Peugeot qualsiasi. Un Peugeot qualsiasi. Giulietta Sprint CTA. Indovinello. Arancione, il mio colore preferito. Stavano lì possiamo spostare anche una volta di così, è bravo. Questo è il porcellino, no, questo è l'alfettino. L'ho scambiato per il porcellino. Qua è tutto alfa. Sì, ma io posso scappare ai carabinieri solo con la mountain bike. Vabbè che io sono capace di saltare su per i muri, ma allora, a parte questa, che poi abbiamo anche la Stratos, classica Stratos blu, azzurra anzi. Però dopo vi faccio vedere una Stratos stratosferica. C'è il telaio nudo e crudo che puoi guardare dentro della Stratos, verde fluo e firmato Bertone, però non so se è qua o se è di là. Roba dell'Agip, eccola qua. È proprio il telaio nudo e crudo, alzato, aperto tutto, si puoi guardare per sotto, di lato, tutto quanto, solo il telaio, senza niente.
però adesso non ricordo, forse su altro stand. Super Corte Maggiore. Che belli, che belli, troppo belli. 1500 Cabriolet, 4 cilindri, 70 cavalli del 64. Questa è un'altra Alfa, più o meno stessa epoca. Questo è un Fiat. Carino, Un attimo di pazienza perché qua mi dice flusso offline e l'applicazione DJI non mi sta aiutando, dice che non trova la telecamera, mentre la telecamera mi dice che sono in live. Non so a chi credere, per cui provo a continuare, perché se la chat mi dice di nuovo flusso online sarei contento, ma non mi dice niente. C'è qualcuno in live che mi può confermare se sono in live o se sto parlando a una telecamera spenta? Topolino 500, un altro Topolino, si stanno sbaraccando tutti. Qua c'è meno segnale rispetto agli altri padiglioni, qua è facile che si perda la linea. Adesso provo a vedere se sto di nuovo riprendendo connessione o se sto parlando al vuoto. L'Averda è quello che abbiamo visto ieri, Mondial, Luzzino 65, grazie Peter Pan, perché mi diceva che ero offline, ma boh. 70esimo, guarda che bella, guarda che dettagli, vabbè che sembrano plastificati perché è alluminio lucidato o comunque acciaio lucidato, però guarda che bello. Mi ricorda i bei vecchi tempi quando ero giovane io. Guarda il fanale. Guarda che pedane, una Douglas. Guarda la trasmissione. Guarda che carburatore. È un bicilindrico contrapposto? No dai! Che cavolo è? Con camera separata? Cos'è, diesel? No! Ma dai! Eh beh, non ha carburatore, solo l'aspirazione, è un diesel allora questo?
dai, vuoi vedere che diesel sta qua? Motore boxer, dici? Però vedi che non ha un carburatore, ha un'aspirazione, 2 collettori, c'ha sembra una precamera sul cilindro dove dovrebbero esserci anche le valvole, quale aspirazione e quale scarico. Lì dovrebbe esserci il pistone con la testa e questa deve essere una camera dove tu guarda che roba, che cacchio è? È una pompa di iniezione? No, non capisco che roba è questa. Wow! Vabbè, dai che andiamo avanti perché ce n'è altre molto belle. Questo è un Guzzi. Guarda che meraviglia. E che mi tocca andare veloce perché ormai tutti stanno sbaraccando. Benelli, guarda un Benelli. Questo è un Benelli. Cacchio, questo è un Benelli. Guarda i manettini. 1940. Sì, è una specie di iniezione meccanica che mi fa supporre che fosse diesel, perché ne ho visti motori diesel, addirittura 2 tempi. Strano, o che comunque andavano con carburanti un po' strani. C'era una moto belga, se non sbaglio, o qualcosa del genere, che era un motore 2 tempi simil diesel, o forse era 2 tempi, non sono sicuro perché parliamo di 50 anni fa che l'ho vista. Sono passati 50 anni e a mia memoria già fa schifo in 5 giorni. Sì, ce n'è, porcellini, guarda porcellini qua, è pieno di porcellini, guarda che roba, porcellino giallo, porcellino nero, un altro porcellino, no questo è blu navy, blu scuro, porcellino verde, altre lambrettone, vespone, guarda questa, lambretta 125 del 1950. Wow, questa è una lambretta 50. Questo che cos'è? Ah, Motom. Ah sì, è vero, ci sono anche i Motom. Ce n'era uno bruttissimo, stranissimo, fatto in una maniera Ford. Poi qua abbiamo auto bianchi 112, sport, rally, l'alfettone. Bon, andiamo avanti, questo l'abbiamo passato tutto, 5 per di là. Avanti il popolo. A 5 Bister, da dove siamo venuti, qua gli alfettoni. Guarda che vediamo se c'è ancora la Tesla, il SUV, quello grande, e l'ultra leggero. Guarda qua, dopo la gara. Ok, l'uscita è di là.
cosa cavolo è qua? Dolceria. No, via, non posso neanche guardare, se no ingrasso solo a guardarli. Siamo al 4. No, quello era il 5, allora sì, quello era il 5. Questo è il 4. La Guardia di Finanza, l'MV, l'Hammer. Ispezioniamo bene dentro. Controlliamo gli ammortizzatori, le sospensioni, tutto a posto, il semiasse, ok. Vedete che giriamo, guarda qua. Guardia di Finanza. Questo dispositivo è lo stesso che c'è sull'altra Jeep, quello là, questi qua. Radio, taniche, borracce, medico, serbatoio, ecco il dispositivo, come dicevo prima. Oh, aspetta che c'è un Mercedes che ci vuole fare il pelo. Qua polizia. Sidecar e i carabinieri. Due moto, la volante, la Smart SUV, altri porcellini, pieno di porcellini oggi. Lotus, carina la Lotus. Qua abbiamo una GTR che non so che cos'è, MISM, non mi intendo di auto, sono completamente ignorante. Nismo, anche questa è sempre stessa marca. Questa è la cosa, la Plymouth, l'avevo vista ieri. Che stile ragazzi, che stile, raggi in legno, non so se è vero legno tutto quanto, penso di sì. E questa invece è la Bentley. È la Bentley sta qua, sì, non è la Bugatti sta qua, perché è sempre una B. Io non mi intendo molto, comunque per me questa è una Bentley. No, la Bugatti era diversa, se non sbaglio. Vediamo cosa c'è scritto qua. Bentley, sì. Beh, non mi sono sbagliato. Labor, questa roba americana per gazzetta. Eccolo qua, eccolo che l'abbiamo beccato. Toh, divertiti. Eccolo qua, il super macchinone, super SUV Tesla. Pieno di dittate, certo che se gli tengono il coso così, cioè è pieno di dittate, ma anche di vetro, c'è anche il gufo con gli occhi rossi, guardate che sul display cioè col vetro si vede male, perché ci sono i riflessi, un attimo che ho qualche impedimento anche con lo zaino. Sì. Siamo su ambito com'è? MAGA, il MAGA americano, Great American Again.
È grande, è grosso, è massiccio anche. Cioè, se ti viene addosso una roba simile, è molto spigoloso, cioè almeno l'hanno smussato un po', si vede, ma è molto spigoloso. Secondo me proprio i disegni che ha in testa Elon Musk, a lui gli piace le robe fatte così, tipo un po' stile di una volta. Guarda che c'è tutta una pulsantiera qua sopra, l'ho appena toccato e mi sa che si è attivato, non so se si è attivato perché l'ho toccato io, però vedi qua che c'è la pulsantiera probabilmente per aprire tutto. Questo è un pick up in poche parole. Sì, ha uno stile molto particolare. C'è anche il test drive, sul serio? Sì, fortunatamente però adesso hanno fatto via le macchine, se vuole però posso iscriverla così. Test drive di questa? No, non di questa. Delle Tesla normale? I nuovi modelli. Ok, grazie. Ma dove fanno, dove li fanno i test drive? All'emisfero, ok. Ci si prenota qua o anche online? Ci si prenota anche online? Sì, no, se vuole io posso, lei mi dice la sua mail, così loro scrivono a lei quando e dove li fanno direttamente. Ah, ok. Le va? Sì. Pronto sto? Puoi provare all'emisfero. Ok, il nome? Mandi. Luigi. Ma cosa acquisti? Perché Grazie, ciao. Scusate, ero un po'... stavo discutendo con le due ragazze. Sì, sì, ma io la comprerei sinceramente, perché sicuramente deve avere delle skill. Solo, sai perché la comprerei? Perché solo l'ha pensata Elon Musk. Tanto per fare rabbia a tutti i wok e tutte le teste da cazzo perbeniste, ecco, tutti i sinistroidi, perché io non sono di destra, ma chi ha le manie di sinistra come chi ha le manie di destra non li sopporto, no. Cioè quelli che vogliono imporre agli altri la loro ideologia non li sopporto. Adesso purtroppo si ha un'imposizione dell'ideologia di sinistra e woke. Se non sei come loro, non pensi come loro, sei una merda, anche se ti chiamano subito fascista intanto, anche se non lo sei, e a me questo dà un fastidio enorme. E visto che Elon Musk ha fatto quello che ha fatto, si comporta come si comporta, quegli altri hanno deciso di dargli fuoco alle macchine. E cosa c'entra chi ha comprato la Tesla? Che cazzo c'entrano? Gli vai a dare fuoco alla macchina, a una proprietà privata? Io lo comprerei, quello lì lo comprerei solo per questo. Perché sono dei terroristi, Sta gente qua che va a dar fuoco alle Tesla è un terrorista. E io li odio, quelli che hanno ideologie estreme, veramente, e che poi fanno dei danni agli altri, io li prenderei a calci nei coglioni. Sì, l'inglese anglo-veneto, bello l'inglese anglo-veneto. Dai che qua abbiamo finito, forse se abbiamo culo becchiamo anche l'ultraleggero. Dov'era l'ultraleggero? Io non sopporto chi vuole imporre la propria ideologia agli altri, mi girano i coglioni. Guarda qua,
Io sono io e posso decidere quel cazzo che voglio io, e non quello che vuole il Wok di merda. Gesù. Allora, diciamo che quel SUV lì della Tesla non è che mi piaccia tantissimo, non può essere paragonabile a così tanta bellezza. Però se proprio avessi 4 soldi, intanto mi comprerei questa. Magari. O questa qua, oh, scusa. Oppure questa col telaio, con la scocca tutta in alluminio, questo è tutto alluminio. Ha messo le salviettine sui carburatori. Oppure qualcosa del genere. Senti che odore di benzina che c'è. Una cosa sta qua, questa è una mod, c'era anche scritto mi pare da qualche parte, questa è una Ford, adesso non so il modello, se era scritto da qualche parte, però adesso non so dirti. Questa è solo il telaio, questa qua, c'è solo scocca e telaio, senza motore, non c'è neanche il piantone lo sterzo. E su tutto il prime, questo è tipo uno sfondo. Questa è la Gran Torino. Sono grandi, sono grosse. Senti che profumino! Va piano! Di calle! Ecco un altro telaio Fiat.
portando via tutto. Qua Renault 4, auto bianchi, l'Honda Goldwing, quella vecchia, questa è l'Honda Goldwing 1200, non so se sono le carte, mi è caduta l'acqua, ho anche l'acqua dietro, quindi comincia a cadere tutto, sì, ok, ma perché non ho tenuto bene lo zaino, solo a lato perché appunto mi fa caldo, ce l'ho solo su una spallina. Questo è un reparto sviluppo, sono tutti progetti, cioè tutto un work in progress. Questo è un Garelli, di qua con la barra antirollio, con la barra di rinforzo. È un'associazione, questa è l'associazione, adesso non mi ricordo il nome, quella... vediamo se trovo qualche indicazione. No, ovviamente hanno tolto tutto, per cui non. Questo ovviamente non c'è neanche il motore dentro, è solo un bussolotto vuoto. Sì, ma il bello è che le macchine grandi ce le abbiamo anche noi, guarda il porcellino. Le auto enormi ce le abbiamo anche noi adesso, cioè tutto pieno di SUV e abbiamo strade di merda, non passi da nessuna parte, eppure vuoi la macchina sempre più grossa e allora vai a cagare, sei un pezzo di... Per quello io odio i SUV. Non c'è spazio, non abbiamo le strade come in America. Non abbiamo le strade americane noi, cosa vuoi andare? Eccolo lì l'ultraleggero, eccolo qua. Però tutti con il SUV. Ah, sì, casino. E dopo io che vado via in mountain bike rischio la pelle. Hai capito? Perché tutti vogliono girare col SUV. Ecco l'ultraleggero. Guardia di finanza, dai, ce n'è anche di qua. Stiamo percorrendo praticamente tutto quello di ieri, ormai sono quasi le 6. È meglio che mi ridirigo verso il mio veicolo, poi maggioloni, cagnoloni, Gipponi, questo è un Toyota, porcellini, ancora pieno di porcellini, un altro porcellino, là è pieno di porcellini, Citroën, devo ancora capire che cos'è quel dispositivo lì dentro, so che siano i filtri. Scusi, cosa sono quelli lì? Sono filtri? Sono i filtri, ma mancano pezzi per quello. Mancano pezzi da ultimare il motore. Manca il radiatore? Sì, sì. Ah sì, è vero, manca il radiatore. Bello però, bello. Motore Maserati. Motore Maserati. Motore Maserati questo? Guarda che ce l'ha, guarda. Fantastico. Sono quei modelli che facevano. Spero che si veda qualcosa. Sì, questa dovrebbe riuscire a leggere. Sì. Quegli accordi. Queste macchine, cioè, se tu vedi in centro di una città un DS, non metta sempre. Se vedi macchine moderne, finché te vuoi, ma queste macchine ragazzi. Lo so, belle. Grazie, salve. Honda NSX VTEC 3000 del 94. Senti
sempre l'onda, infatti adesso io esco. Jeremy Clarkson, no dai! Proteggici dai motori elettrici, no dai, non ci posso credere. Jeremy Clarkson, proteggici dai motori elettrici, bellissimo! Capito Tesla? Qua stanno cadendo pezzi. No, eccola là! Dai, l'ultima è la Bertone verde, la cosa, sì, la Bertone verde. Qua c'è l'altra Ferrari, l'Alpine, la Renault Alpine, quella blu, e questo è il Bertone, che ieri era tutto aperto, adesso è chiuso, ho tirato giù i cofani e tutto il resto. Si vedeva dentro sia davanti che dietro, tutto aperto. Un'altra Chrysler, no. Laggiù, ripieno, Ferrarini, ma hanno portato via quasi tutto ormai. Qua Trial, queste sono le cose. Non ho visto l'SVM, questo non ho visto l'SVM. C'è da ubriacarsi, infatti anche ieri ho camminato continuamente, eppure ci ho messo 4 ore per arrivare al padiglione 5 e avevo la testa che mi girava e le gambe che mi facevano male. Boh, dai, usciamo. Un testa calda, credo. No, forse no. Sì, un testa calda. Suzuki Land Rover, sì, in testa calda. Guarda qua, dispositivo di accensione, olio a perdere. Questo, salve, quella è l'accensione con la cartuccia, quello lì. No, bisogna fargli fuoco. Ne avevo visto una versione che gli mettevano col calibro 12. Ma è inglese quello là. Ah, quello inglese. Quello verde là. Quello verde, sì. E poi gli danno il colpo. Toc. Gli danno il colpo e se parte la cartuccia per la mano. Vabbè. Bello. Inglese e mi scusi anche il nome. È facile. Grazie, arrivederci. Guarda questa. Mamma mia. Guarda che roba, madonna, guarda che motore, è enorme. Col picchio, con il picchio matto. Tipico stem in modello stile stem. Bon, torno indietro adesso. Dai. Perché sono stanco
e adesso ho voglia di poggiare il culo. No, io arrivo a casa Mi bevo anche qualcosina. Io adoro i tappi con laccio, e così non ho neanche bisogno di portarmi via le borracce da ciclismo, posso bere direttamente così. Tutti hanno il problema che si gira. Dove si gira? Non ho mai visto il tappo che si gira. Sono talmente comodi sti tappi. Posso utilizzare la bottiglia con una mano. Ah, il rumore di pignata che ribolle è quella del 75. Sembra che stia facendo i popcorn. Guarda che bella la Pontiac. E pensare che potevo averne una così dentro. Dovevo mettermela a posto. Per me fa solo aspetta che mi si è cosato di nuovo. Sì, ma anche le celle di... Non vorrei sbagliarmi, ma ho visto una e-bike, qua non ce n'erano, ho visto una e-bike a celle di idrogeno, con batteria a celle di idrogeno. Adesso non mi ricordo il marchio, ma l'hanno fatta. Hanno fatto l'e-bike con celle all'idrogeno. Oh. Ok, andiamo di qua allora. Il bike a celle di... è un po' grossetta, cioè dove lì c'è dove si mette la batteria sul traverso sotto, quello inclinato, è un po' più grosso del normale, però cazzo, a celle di idrogeno. Wow. Adesso usciamo di qua. No, ho ancora perso la live una volta oggi, pare. Ci abbiamo un... cos'è? Militari, occhi militari. Così non ho preso niente oggi. Mi sono accontentato dei tergicristalli presi ieri. Yeah. Boh, abbiamo finito per oggi. Sono un po' stanco. No, sì. Ma dove sono entrato io prima? Di qua, perché ho la bici da un'altra parte. No, io sono entrato dall'altro ingresso. Adesso mi tocca girare. Tocca andare dentro per di là, allora mi tocca tornare indietro e uscire dall'altra parte. Devo uscire laggiù, dall'altra parte, ho sbagliato uscita. Credo che sia qua. C'erano anche i... Ah, perché devo andare fino al padiglione 5, vero? Tocca tornare indietro, tutto qua di qua.
Anzi sarebbe clac 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 clac. Motorino, una Vespa del Vespa Club di Aviano T5. Dovevano esporre la mia mountain bike, altro che balle. Dimmi. Non è che stava streamando prima? Adesso sto streamando su Twitch e YouTube. Stavo cercando ma non ti ho trovato. Devi trovare GGMTB. Troverai i VOD comunque, il VOD, i video on demand, cioè quello che la registrazione che rimane in rete. Fiera Pordenone, non ho trovato niente. No, perché io sono indipendente, in realtà io faccio mountain bike. Allora e faccio i video per le mountain bike. Sono usciti fuori video di mountain bike a Pordenone. Può darsi. Deve essere roba mia, sei soprattutto Piancavallo e tutta roba mia. Perché io avrò un migliaio di video in Piancavallo, ho fatto tutti i sentieri del Piancavallo, tutti quanti. Però io faccio quello soprattutto, ma poi mi dedico anche a robe di città, diciamo, soprattutto per le live, perché la live non la puoi fare su in montagna, perché non c'è segnale. E allora mi piaceva fare anche un po' di live, le faccio qua, le fiere, è una cosa tipica da poter fare. Bella come cosa, sì. Bella come cosa. Sì, però mi arrangio tutto da solo, sì, no. Anche lo faccio col telefono, ci vorrebbe un dispositivo un po' più... questa è quella che uso per la mountain bike, però per la live uso il telefono che non è il massimo per fare streaming, ci vuole un dispositivo tipo un computer portatile con multisim, con 4 canali SIM per avere più connessioni a disposizione, allora lavori bene, ma così faccio impossibile. Tu cosa fai? Allora io stavo vendendo diffusori, non so se... I diffusori qua? Sì, arancia. Ok. È andato bene? Venerdì è andato bene, venerdì c'è stato tanto movimento, tanta gente a casa, poi ho visto il meteo col sole, robe, ho detto... vanno tutti via. Sì, perché è stata anche una settimana di brutto tempo e adesso probabilmente sono andati tutti... Pioveva, quindi più gente a casa, diciamo, fuori. Classico. Io ne ho approfittato per fare anche oggi perché ieri in 4 ore ho fatto solo fino allo stand 5 e dopo non sono più riuscito ad andare avanti, ormai era chiuso. Di macchine c'era tanta roba o... Un disastro. Troppa roba, cioè ti ubriacavi solo andarli a guardare, destra e sinistra c'era di tutto. Era andato quello di Vicenza l'anno scorso, era pieno. Macchine, assurdo, roba... Sì, roba militare, tanta. Cioè se fosse stato per me avrei portato via tutto, però... Vabbè, chiaro, anche per me. Vabbè. Puoi ripetermi il nome, scusa? GGMTB come mountain bike. GGMTB, ok. Grazie mille. Grazie a te, ciao, buon lavoro. Aspetta che guardo la live. Motori arricchiti con uranio. No, ti ho detto che ho visto, ora adesso ricordarmi il marchio, andarla a ribeccare, ma hanno fatto un modello a celle di idrogeno di e-bike. Non sapevo neanche che si potesse fare. Sarà sempre l'Alfa 75. No, è una roba un po' più seria. Questa è un alfettone, quello da gara, quello con l'alettone dietro. Bianco, rosso con l'alettone. Roba recente. Tocca andare di là perché qua è chiuso, giusto? Sì, allora devo entrare di qua e uscire di là.
mi è entrato un sassolino nella scarpa, dopo mi tolgo la scarpa e il sassolino. E siamo tornati, quelli dell'hard disk sono ancora qua. Cazzo, vuoi vedere che riesco a portarmi a casa almeno 1 terabyte? Ho già messo via tutto, anche gli hard disk. No, non era questo, erano là. Questo non è gli hard disk, è chiuso tutto ormai. Io devo andare di qua sono entrato. Ho visto un documentario con un motore completamente a idrogeno, hanno fatto un test e sono arrivati a fare quasi 100 km a fusione di idrogeno, casomai. No, il problema dell'idrogeno è stiparlo, perché l'idrogeno lo devi comprimere, perché occupa un grosso volume e poco denso, per cui ne devi comprimere tanto per fare, cioè l'equivalente di 1 litro di idrogeno, equivalente a 1 litro di benzina, cioè la quantità di idrogeno equivalente a 1 litro di benzina. 1 litro di benzina occupa 1 decimetro cubo. L'equivalente in idrogeno occupa molto di più e bisogna comprimerlo. Quello è un problema. Cioè se prendi un serbatoio come quello di una macchina e lo comprimi dentro, ci comprimi l'idrogeno, non riesci a metterne a sufficienza da avere gli stessi litri della benzina, lo stesso potere calorico che ti danno 50 litri di benzina, occupando lo stesso volume. Quello è un problema, cioè stipare l'idrogeno, riuscire a metterlo dentro sullo stesso volume. Sei costretto a comprimerlo, metterlo sotto pressione, poi diventa liquido, poi ci sono problemi di pressione, un po' come per il GPL, facciamo conto, ma il GPL è già liquido, diciamo come il metano, cioè ti serve tanto spazio con bombole molto grosse, ma non ci sta tanta roba. Almeno così mi raccontavano gli esperti. Gli esperti mi dicevano questo: oh cavolo, per sbaglio ho spento la live, perché mi è apparso Instagram. Perché mi è apparso Instagram? Non lo so perché mi è apparso Instagram. Adesso la live, ok, ci siamo tutti? Ci siamo tutti? No, e allora vaffanculo. Non importa. Allora, è ancora tutta sporca la mia bici. È un zozzume. Perché piove continuamente, io vado fuori, dopo la sporco, piove continuamente e non voglio ripulirla, visto che piove continuamente, perché se no appena la prendo in mano si torna a sporcare. Ah sì, le auto